inferno in miniera, almeno 201 morti, in centinaia bloccati a 2000 metri di profondità. Questa è la notizia principale che parla appunto di questa sciagura avvenuta in una miniera della Turchia, è l'unica anche che non viene riportata da tutti i quotidiani in prima pagina perché è arrivata appunto nella tarda serata. C'è anche un flash di Camorra, nuovo arresto a Napoli per Mandara, il re della mozzarella. Intanto però la prima pagina del quotidiano La Padania, che oggi titola Eurotonto, operazione Mare Nostrum, con la foto della commissaria europea Malmström e di Alfano, vestito da 007 Palombaro. Dopo l'ennesima tragedia, i nuovi sbarchi su Mare Nostrum, va in scena il teatrino dello scontro tra la commissaria europea Malmström e Alfano. Intanto i grillini, che hanno cancellato il reato di clandestinità, fanno finta di sfiduciare il ministro. Sempre in prima pagina oggi sul quotidiano La Padania, Expo, Maroni pirla chi ha creduto ai millantatori. E attenzione perché su Maroni va in scena quest'oggi sul quotidiano La Repubblica un attacco dove se non ci fosse assolutamente niente di fondato penso che sia il caso di querelare, perché La Repubblica oggi titola in grosso in prima pagina Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni. Unico quotidiano che scrive una notizia del genere, assolutamente smentita anche dagli altri quotidiani che al contrario scrivono di come Maroni effettivamente si sia prodigato e si stia prodigando per rendere tutto trasparente. Ad esempio il Corrierone nel paginone milanese scrive ospedali, stop agli appalti, li farà la regione, il presidente Maroni accentra la gestione degli oltre 4 miliardi di spesa, nuove misure contro il rischio mazzette, i bandi di gara per le forniture sanitarie saranno indetti direttamente dall'Arca. Ma vedremo poi nei prossimi minuti. Vi dicevo, La Repubblica, unico quotidiano che tira in ballo il presidente di Regione Lombardia. Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni. Naturalmente non vediamo l'ora di leggere tutto ciò nell'articolo sul quotidiano La Repubblica, che posso comunque anticiparvi non riporta praticamente niente se non il nome di Roberto Maroni citato in qualche intercettazione telefonica. Sempre sul quotidiano La Padania, il camper di Salvini a nord-est, Ius Soli, una fesseria, così commenta Matteo Salvini l'emendamento, la proposta votata inserita dal Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia per rendere operativo lo Ius Soli in Friuli Venezia Giulia. Il bimbo che nasce in Friuli Venezia Giulia da genitori immigrati avrà la cittadinanza non italiana, meglio ancora, friulana. Siamo ancora sulla Padania. Gori molla la veranda ma non la poltrona. Così ancora a proposito di Bergamo e ve lo dico tra parentesi, non è inserita in rassegna stampa la prima pagina dell'Eco di Bergamo, ma oggi l'Eco di Bergamo ha proprio in prima pagina Beppe Grillo Show, che ieri ha tenuto il suo comizio a Bergamo, ma se ne sono accorti persino i giornalisti professionisti dell'Eco di Bergamo che non riportano il giorno successivo alla Pontida nemmeno una riga sulla manifestazione della Lega annuale appunto a Pontida, ma questa volta hanno messo Beppe Grillo in prima pagina in grosso, in gigantesco, sottolineando che Beppe Grillo nel suo show ieri a Bergamo ha parlato di tutto e di tutti, ma si è dimenticato di Bergamo, si è dimenticato di parlare della città alla quale stava parlando, dei problemi della città, di Bergamo Alta, della Bergamasca, della Bassa Bergamasca, eccetera. Non ha citato assolutamente nessun problema del territorio e questo è interessante, prima di tutto che se ne sia accorto un quotidiano come l'Eco di Bergamo, che sapete è un po' indietro su certe cose, ma secondo di tutto che effettivamente Beppe Grillo sia fatto così. Forse sarebbe il caso di regalargli una bella felpa alla Matteo Salvini con scritto almeno il paese, la città dove sta parlando, in modo che si sappia, visto che lui non lo sa proprio, non nomina nemmeno la città dove si trova, non conosce neppure il paese
e i problemi del paese a cui sta parlando, l'esatto contrario di Matteo Salvini e di quello che sta facendo Salvini in queste settimane. Sta girando il nord in un bellissimo camper con scritto Salvini, Lega, basta euro, ma non va certamente sul palco. Salvini scende tra la gente, in mezzo alla gente, nei mercati, ad ascoltare i problemi della gente e a proporre le sue chiavi di lettura. Non abbiamo in tasca la verità, non pensiamo di avere in tasca la verità, però magari qualche buona proposta la Lega ce l'ha, e questo deve servire a voi che voterete per le prossime elezioni europee il 25 di maggio. Lasciamo la Padania, vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. In centro pagina: USA-Unione Europea, duello su Berlusconi. Il caso riaperto dalle dichiarazioni di Geithner, nel 2011 ministro del tesoro americano, cose chiaramente importanti che a noi interessano moltissimo. L'ex premier così a Cannes capì che c'era un complotto. Duello USA-Unione Europea su Berlusconi e il presunto golpe ai suoi danni nel 2011, quando si dimise e passò la mano a Monti. Tim Geithner, ex segretario del Tesoro USA, nelle sue memorie parla di funzionari europei che proposero un piano per far cadere il premier italiano, che dice a Cannes capì che c'era un complotto contro di me. Siamo sempre in prima pagina sul Corriere. Expo, la procura di Milano divisa, Bruti, Robledo intralciò le indagini. Altra cosa veramente che puzza moltissimo e ci fa tanto dispiacere che i magistrati ora inizino a litigare tra di loro. Accusato dal procuratore aggiunto Alfredo Robledo di avere violato le regole nell'assegnare le inchieste, il capo della procura milanese Edmondo Bruti Liberati contrattacca. Le iniziative di Robledo hanno determinato un reiterato intralcio alle indagini. Sull'Expo, Renzi dice lo Stato più forte dei ladri. Come vedete, neppure il Corriere dice assolutamente nulla su Expo, anzi cerca di spiegare come effettivamente ora si cerchi di rendere le cose, grazie anche a Roberto Maroni, le più trasparenti possibili. Nessuna intercettazione in cui compaia il nome di Maroni, se non chiaramente per dire che è il presidente di Regione Lombardia, ma invece Repubblica pubblica lo scoop questa mattina e che chiaramente, se non sarà fondato, è certo degno di querela. Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni. Renzi, ce la faremo, Grillo, fermare tutto, è una rapina, Greganti in cella, ci sono abituato, Scajola, nuovi indagati. Questi sono i titoli principali del quotidiano di Repubblica. Dai verbali dell'indagine della Procura di Milano sull'Expo spuntano i pizzini a Berlusconi e Maroni. Pizzini. Andavamo ad Arcore ogni lunedì. Gli inquirenti hanno individuato le date in cui Gianni Rodighiero, collaboratore di Gianstefano Frigerio, è andato nella villa dell'ex presidente del Consiglio. Renzi a Milano intanto rilancia l'opera, ce la faremo, si fermano i ladri, non i lavori. La pensa diversamente Grillo, che tuona è una rapina, bloccare tutto. Primo Greganti in carcere commenta, ci sono abituato, è tutta una bolla di sapone, nuove indagati nell'inchiesta su Scajola per Dell'Utri, primo sì all'estradizione. Ci sono articoli su questo argomento da pagina 2 a pagina 9 e proprio a pagina 2 e a pagina 3, a tutta pagina, quei pizzini a Berlusconi e Maroni, andavamo ad Arcore ogni lunedì. Accuse gravi, gravissime, non lo sappiamo, anche perché qui c'è ben poco di ciccia, però si parla di pizzini a Berlusconi e a Maroni. E il manager avvertì Paris, stai sbagliando, così finisce male. Ripetiamo, oggi Repubblica è l'unico quotidiano che si permette di scrivere cose del genere. I contatti del faccendiere Gianstefano Frigerio, più volte condannato con Silvio Berlusconi e con la Regione, trovano ancora più credito leggendo 104 pagine, quelle con cui la procura chiede l'arresto del manager Expo Angelo Paris. Come per il caso Ruby e per il Bunga Bunga, così per il caso Expo. Ai pubblici ministeri basta incrociare i telefonini degli indagati con la cella telefonica di Arcore per avere riscontri che servono. In 5 date, ecco che Gianni Rodighiero, collaboratore di Frigerio,
Frigerio si trova ad Arcore e una volta ci vanno Rodighiero e Frigerio insieme. Tale dato, scrivono i pubblici ministeri, conferma la veridicità dei riferimenti effettuati da Frigerio ai suoi contatti con i massimi livelli politici del partito per sponsorizzare ai massimi livelli la posizione di Angelo Paris. La ricostruzione dei fatti è limpida, siamo a poche settimane fa, il 28 marzo 2014 è un giorno importante per la cupola. All'Hotel Michelangelo, dove Berlusconi lancerà la campagna per le europee, si incontrano alle 11.35 Frigerio e Paris. Nel frattempo, poco dopo le 11, Rodighiero è con Sergio Cattozzo, democristiano, ora UDC, beccato giovedì al momento delle perquisizioni con alcuni post-it che aveva tentato di nascondere. Non c'è riuscito. Aveva segnato l'importo delle tangenti ricevute dall'imprenditore Enrico Maltauro, 590.000 euro in 2 anni, 490 più 100, con accanto lettere dell'alfabeto, date, suddivisioni, le percentuali dello 0,3 e dello 0,5 a seconda dell'appalto. I due parlano. Cattozzo, tieni conto che già Stefano, incomprensibile, aver parlato di Berlusconi e Berlusconi. Rodighiero, sì, anzi, gli ha parlato e in più gli ha anche scritto, perché l'ho visto io andare ad Arcore. Sai che non dico tutte le settimane, ma il lunedì e il venerdì, in preca, c'ho sempre la lettera da portare, solo che adesso bisogna stare più abbottonati, c'è il cerchio magico di Berlusconi. I due passano dalla portineria dell'ufficio intitolato a Tommaso Moro e usato come base dalla cupola. Così l'apertura di questo articolo che dice Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni, e chiaramente siamo ancora qui che cerchiamo di capire dov'è Maroni, cosa ha fatto Maroni. C'è una busta indirizzata ad Angelo Paris, dammela, dice Rodighiero al custode. Cattozzo, parla piano, quei nomi lì dilli piano, era tutto sui giornali anche lui, e quella più leggera, portamele tutte, dice Rodighiero. Se Rodighiero si occupa abitualmente dei messaggi per i PM, lo fa anche andando ad Arcore. Sono pertanto effettivamente emersi i seguenti dati. Rodighiero, dicono i detective, era ad Arcore il 22 novembre venerdì, il 20 dicembre venerdì, il 23 dicembre lunedì, giovedì 6 febbraio 2014, giovedì 27 febbraio 2014. Come è noto, Paris il 3 febbraio 2014 aveva partecipato a una cena ristretta presso Villa San Martino, evento collegabile a Frigerio. Per quanto riguarda la regione, si sa dalle intercettazioni e dalle carte giudiziarie che Frigerio incontra una volta per caso Roberto Maroni, che dice di mandargli messaggi per sollecitare il lavoro delle vie d'acqua, vantandosi subito dopo per gli interventi del governatore Lombardo. Lo vedi che ho scatenato Maroni sulle vie d'acqua? Ed ecco ancora una volta Rodighiero che compare in regione per portare questi pizzini. È lui che il 24 marzo 2014 manda un SMS a Gianluigi Frigerio, il nipote prediletto di Gian Stefano, dicendo «Sono giù in regione», e la cella telefonica si attiva 2 volte nella zona di Palazzo Lombardia. Con Mario Mantovani il rapporto è ancora più stretto. Frigerio Senior e Junior si sono impegnati in coincidenza con la campagna elettorale regionale del 2013, scrivono i magistrati, e fattivo è stato il contributo di Frigerio Gianluigi. Risulta a Repubblica che Gianluigi sia diventato un funzionario della regione Lombardia, sta nella sottounità operativa delle politiche urbane e interventi per l'attrattività e la promozione integrata del territorio. Più che di millanterie, Frigerio sembra insomma disporre di maniglie solide, e uno dei suoi quartieri generali è una saletta del bar del Westin Palace. È qui che Frigerio incontra il direttore generale degli acquisti di Expo, Angelo Paris. Serve una soluzione d'emergenza destinata a ripartire solo tra i principali appaltatori già assegnatari dei lavori da svolgere. Quindi prendete le più grosse, ordina Frigerio a Paris. Gli date 10 per una, semplifica, è l'unica via. Il professore chiede di esercitare pressioni anche sul commissario straordinario. Con Sala insiste, i diktat vengono eseguiti. Il 21 febbraio Paris mette ansia a Simona Trapletti, responsabile area patrimonio e infrastrutture lombarde, le dice che entro fine luglio devono concludersi i lavori underground dei lotti. Il progetto deve essere inviato categoricamente entro il 30 aprile. Se entro quella data non mi mandi il progetto, minaccia, lo faccio io d'ufficio, esattamente come da istruzione del professore. Ma dentro la società Expo sale la tensione e si scatena tra buoni e cattivi. Il 25 febbraio il direttore generale della divisione partecipanti Expo, Stefano Gatti, contatta Paris per lamentarsi proprio della lettera inviata alla Trapletti.
Da alcune parole di Gatti, scrivono i PM nell'integrazione del resto del Manager Expo, emerge la volontà di Paris di scavalcare in qualche modo Giuseppe Sala al fine di far prevalere le sue intenzioni sulla realizzazione dei padiglioni e sulla relativa tempistica. È categorico Gatti: mi arrivano in mano cose che sono totalmente diverse da quello che è stato deciso. Io continuo a concordare delle cose con Peppe Sala e poi mi arrivano delle cose da te che sono completamente diverse. Gatti avverte Paris: stai entrando in un circuito di una pericolosità pazzesca che finirà con incidenti pazzeschi con i paesi espositori. Il manager si scaglia contro il collega accusandolo di voler far saltare in aria l'intero progetto. I rimproveri proseguono con quella che Gatti considera l'anomalia della gestione del padiglione cinese, paese a cui viene lasciato un eccessivo margine di autonomia. Perché, prosegue Gatti, diamo il messaggio al cinese: Tana libera tutti. Se a un certo punto passa il messaggio che il cinese fa come cazzo gli pare, tutti gli altri dicono: scusa, ma perché a me hai rotto i coglioni? Non è casuale che proprio la gestione degli spazi di Pechino sia particolarmente agevole. Per i PM, infatti, rappresenta uno degli affari di massimo interesse per Primo Greganti, circostanza ben nota al Paris. La Repubblica si ricorda anche di Primo Greganti, questo articolo, dove non viene assolutamente nominato se non una volta alla fine, così come, ve ne sarete accorti, viene nominato per una sola volta Roberto Maroni, che viene invece sventagliato proprio in prima pagina sul quotidiano di Ezio Mauro. Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni. E forse effettivamente ha ragione il quotidiano La Padania, che nell'intervista a Maroni dice quest'oggi: pirla chi ha creduto ai millantatori. A chi diceva: parla con questo, parlo con quell'altro, faccio io, ma mi devi dare. Questo è l'articolo, ripeto, oggi solo Repubblica sventola una notizia del genere che chiaramente per noi rappresenta il fango preelettorale a cui siamo assolutamente abituati. Quei pizzini a Berlusconi e Maroni, andavamo ad Arcore ogni lunedì, cose chiaramente che non hanno una valenza grave, se non il fatto appunto che viene inserito Maroni in una inchiesta senza alcuna motivazione, almeno spiegata nell'articolo di Repubblica. Questa è la cosa divertente. Repubblica scrive un titolo e poi non parla di quello che sta scrivendo, ma parla poi di Greganti. Ma dobbiamo arrivare un po' più avanti su Repubblica. Greganti in cella, è tutto una bolla di sapone. L'ex funzionario PC è apparso freddo al senatore Barani, che lo ha visitato a San Vittore, lo vanno anche a visitare. Luigi Grillo provato, stanco, in lacrime. Primo Greganti invece freddo e determinato, e lui non ha fatto niente. È la fotografia fornita dal senatore di Gal Lucio Barani al termine di un incontro che due dei principali indagati nello scandalo Expo con due dei principali indagati nello scandalo Expo. Il parlamentare si è recato domenica scorsa nel carcere di Opera dopo che la settimana scorsa aveva fatto visita anche a Claudio Scaiola nel carcere romano di Regina Coeli, e a 48 ore dal colloquio con Greganti e Grillo racconta cosa si è trovato di fronte. Il più provato della vicenda è Grillo, sostiene Barani. Ho 71 anni e se questa storia fosse capitata 20 anni fa avrei reagito, ha spiegato l'ex parlamentare. Ora sono stanco, ho paura di non avere le forze per scagionare tutte le accuse. Diversa, quasi opposta, la reazione del compagno G. È tutta una bolla di sapone, un caso mediatico e basta, ha confidato. Sono abituato a queste inchieste, non mi spaventano e passerà anche questa. Questo è sicuro di ritornare poi a fare la stessa cosa tra qualche annetto. Di più, dice Greganti, questa storia si chiuderà il 26 maggio, ma guarda un po'. Il faccia a faccia con i due detenuti, racconta l'agenzia AGI, si è svolto alle 11 di domenica. Non è stato un incontro semplice, giura Barani. Il faccia a faccia più difficile è stato con Grillo. Non nascondo che non è stato l'unico a mettersi a piangere. Lacrime allora per l'ex parlamentare berlusconiano, recluso in una piccola cella nel centro medico del carcere. Prende dei farmaci a causa della pressione alta. Qui mi trattano bene, ha assicurato, ma non si mangia un granché. Ha con sé frutta, una bottiglia d'acqua minerale, gli atti del processo e un libro su Meggiugorie.
con l'immagine della Madonna, sì, ce l'hanno in molti l'immagine della Madonna, che gli è stato donato dalla figlia, proprio quella figlia che da giorni staziona davanti al penitenziario. Diglielo tu di tornare a casa, è stato l'invito di Grillo consegnato a Barani, è inutile che stia qui, dille che sono orgoglioso di avere una figlia come lei, che non si pentirà di avere un padre come me, riprenderò il mio onore che è stato infangato. Contesta le accuse Grillo, ho avuto la visita dell'imprenditore Maltaura nella mia vigna, ha comprato 40 bottiglie di vino, poi il 28 dicembre mi ha telefonato, per questo motivo l'ho ringraziato. Tutto qui, c'è anche la fattura che lo dimostra. Io ho raccontato Barani, il detenuto, non ho fatto nulla, non ho ricevuto un euro, non sono solo un privato cittadino, non posso certo influenzare gli appalti, e pensare che delle bottiglie di vino per Natale le hanno ricevute anche alcuni giudici. Poi la confidenza amara, sono finito nel mirino per le mie frequentazioni e per aver partecipato a delle cene. È assurdo. Alcune di queste persone le conosco, ma mi hanno solo chiesto dei consigli. E ancora, quando ero presidente della Commissione dei Lavori Pubblici del Senato, ho fatto fare le leggi sulla trasparenza per Expo, le infrastrutture si stanno realizzando anche grazie a me, nulla di regolare a sentirlo. E un ultimo interrogativo, se la procura non ha bloccato gli appalti, vuol dire che è stato tutto regolare, no? Così. Sul quotidiano La Repubblica, che poi si occupa naturalmente anche di Scajola, nuovi indagati mi terranno in carcere almeno fino al voto, la Miss Italia, madre del latitante, aiutare un figlio non è reato, e poi naturalmente Lady Matacena che si lamenta, in carcere è tutto sporco, e il giudice che dice non è un hotel, di fronte a un mandato di arresto così importante, liberarla è un rischio. Madame non ha una casa in Francia, ce l'ha a Monte Carlo, che però è fuori dall'Unione Europea. Questa Lady Matacena, lo dicevo prima al regista Carnelli, uscirci a cena una sera ti fa fuori tutto lo stipendio, sempre per chi naturalmente lo stipendio lo prende. Proseguiamo sul quotidiano La Padania, ancora una giornata in piena emergenza, sbarcati più di 1000 nuovi clandestini, uno dei pochi quotidiani che rimane sulla notizia, clandestini che continuano a sbarcare, molti di questi muoiono, l'Europa che ci chiede che cosa vogliamo, perché l'Europa ancora non lo sa che cosa vogliamo, e c'è questa finta diatriba tra Alfano e l'Unione Europea, che chiaramente ormai da anni conosce perfettamente la situazione dell'Italia, ma non vuole fare assolutamente nulla per l'Italia, perché fare qualcosa significa sobbarcarsi il costo, ma soprattutto la presenza di immigrati che non possiamo aiutare perché siamo in perfetta crisi economica che non accenna a diminuire, non abbiamo lavoro, non abbiamo case, non l'abbiamo qua in Italia, ma la stessa cosa si sta vivendo in molti altri paesi del nord, tranne che nella bellissima e funzionalissima Germania, dove però le leggi sull'immigrazione sono molto più restrittive di quelle italiane, e quindi certo preferiscono lasciarli da noi gli immigrati, visto che qui c'è un Beppe Grillo che cancella il reato di immigrazione clandestina, un Beppe Grillo che inserisce lo ius soli, per cui i figli degli immigrati nati in Italia diventano subito italiani, e un Renzi che naturalmente fa tutto ciò che gli dice l'Unione Europea. Ancora quindi una giornata in piena emergenza, sbarcati più di 1000 nuovi clandestini e Lampedusa si ribella. La strage non è avvenuta qui, ma in Libia. Anche Lampedusa non ne può più di essere associata alle vicende dell'immigrazione, anche e soprattutto all'ultima strage, che di lampedusano, come hanno scritto molti quotidiani ieri, non ha proprio nulla. I cittadini dell'isola sono detti indignati per le notizie circolate nelle ultime ore sulla strage di immigrati a 40 miglia dalla Libia e a più di 100 miglia dall'isola delle Pelagie. Il primo a prendere la parola è stato l'ex sindaco Salvatore Martello, capo del consorzio dei pescatori di Lampedusa e proprietario di alcuni alberghi sull'isola con il fratello Tonino Martello. Ci sono alcuni che vogliono per forza che alcune disgrazie succedano a Lampedusa, scrive su Facebook. Notizie come ennesimo naufragio a Lampedusa, morti a Lampedusa, fanno venire i brividi, si sfoga sul social network. Lunedì per l'ennesima volta i TG spostano la disgrazia dalla Libia a Lampedusa. Perché? Quali sono gli interessi che si nascondono dietro le notizie false? Perché il sindaco non difende l'isola e la sua immagine? Non sarebbe il caso di dire basta con i fatti a questo gioco al massacro?
Dello stesso avviso anche i proprietari del bar che lo sbarcatoio, veronesi di origine ma che da anni vivono a Lampedusa. La strage in questione è avvenuta a 100 miglia marine della nostra isola, scrive Giorgio su Facebook. Per chi non lo sapesse, sono tantissimi, 100 miglia marine corrispondono a 185 chilometri. Sarebbe come dire che un incidente tra due veicoli verificatosi ben oltre Milano in direzione Torino è avvenuto a ovest di Verona. Basta fango su Lampedusa. Ma intanto continuano ad arrivare, come vi dicevo prima, a morire. Ancora non si sa nulla, si parlava di centinaia di morti nell'ultimo naufragio, al momento ne sono stati recuperati poche decine e qui si è fermato il computo effettivamente, non si sa ancora cosa sia accaduto e c'è qualcuno che mette anche in forse quest'ultima strage perché dicono che un numero così grande di persone non poteva essere imbarcato su quell'imbarcazione. Zaia, l'Europa fa fatica a svegliarsi dal sonno. L'Europa sembra si sia risvegliata solo oggi dal sonno dei giusti sul tema dell'immigrazione, accorgendosi che l'Italia è stata lasciata completamente sola in preda agli sbarchi incontrollati. Le tragedie come quelle di oggi non devono ripetersi più, serve attenzione e responsabilità su un tema delicato come quello dell'arrivo dei barconi sulle nostre coste. Così il presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, commenta le dichiarazioni del commissario dell'Unione Europea Cecilia Malmström in merito alla tragedia accaduta vicino alle coste di Lampedusa. L'Unione Europea ci ha messo mesi, per non dire anni, ad accorgersi di questa priorità e mentre l'Europa è slow nell'affrontare il problema miope, denotando una lontananza siderale dai territori, i predatori del mare sono molto più veloci e continuano con le loro imbarcazioni a non rispettare le regole. Quanto è accaduto oggi è vergognoso, impone una riflessione profonda, ma che non aspetti le calende greche per intervenire. Voglio ringraziare, conclude Zaia, le nostre autorità che controllano le nostre coste e tutte quelle persone che lavorano all'interno dei CIE perché quotidianamente devono affrontare e gestire situazioni di emergenza. Serve una terapia shock per evitare delle tragedie come quelle di oggi, dietro le quali ci sono dei veri e propri drammi umani. Soprattutto c'è la voglia di continuare a illudere queste persone, cancellando il reato di immigrazione, facendo vedere che qui vengono gestiti bene, mandati nei campeggi magari, no, negli hotel a 3 stelle, negli agriturismi sardi e chiaramente tutto ciò facilita ulteriormente la decisione. Certo, prendiamo e andiamo in Italia. 1270 euro al mese, quasi 40 euro. Vengono dati quotidianamente quasi 40 euro ogni giorno per ogni immigrato clandestino, meno di 10 euro ai disabili. Ricordiamo, queste sono cose che fanno pensare proprio con un disabile siciliano. Ci collegheremo alle 9 di questa mattina. Un ascoltatore di Radio Padania, una persona che ha deciso di avvicinarsi alla Lega e di far avvicinare molta gente lontana geograficamente e che finora non conosceva davvero cosa significava la Lega. E ne parleremo dopo le 9 con una persona che sta combattendo a fianco della Lega proprio perché la Lega spiega tutto questo, spiega le ingiustizie che dobbiamo quotidianamente vivere in questo paese, schiavo di Renzi, della Merkel e di questa Europa assolutamente da rifondare. La nuova tragedia si trasforma in un tragicomico teatrino tra l'Italia e l'Unione Europea. Il governo italiano, sull'ultima strage di clandestini avvenuta vicino alle coste libiche, cerca di scaricare la patata bollente attaccando l'Unione Europea con toni mai sentiti prima. Ma l'Unione Europea rimpalla la questione. I fondi all'Italia sono stati dati. Abbiamo pure chiesto che cosa si poteva fare in più, ma da Roma nessuna risposta. L'altra sera il Presidente del Consiglio Renzi si è spinto addirittura a riconoscere quanto sempre negato, vale a dire che l'Unione Europea si occupa soltanto di salvare le banche. Dobbiamo dire all'Europa che non può salvare le banche e non salvare donne e bambini, devono venirci a dare una mano, ha detto il Premier l'altra sera. Ieri mattina anche il ministro dell'Interno Alfano ha picchiato duro contro l'Europa, innescando un vero e proprio scontro con Bruxelles. Il diritto d'asilo è sacro, ma non si deve esercitare esclusivamente nel paese d'ingresso. Si può esercitare in tutta Europa, ha twittato il titolare del Viminale, ricordando
il famoso Trattato di Berlino, di cui almeno qui a Radio Padania cerchiamo di parlare tutti i giorni, il trattato che obbliga gli immigrati che mettono piede in Italia a chiedere l'asilo politico in Italia e a restare in Italia. Questo è il problema. In un altro tweet aveva aggiunto Alfano: l'Unione Europea ha due strade, o viene nel Mediterraneo a mettere bandiera Europa a Mare Nostrum, o lasceremo andare migranti con diritto d'asilo in altri paesi. Ricordiamolo che i migranti stanno scappando quotidianamente dai pullman appena si aprono le porte, dai centri di identificazione, dagli alberghi, dagli hotel, dagli agriturismo, perché non sono assolutamente rinchiusi e durante il giorno possono tranquillamente uscire e scappano moltissimi minori. Li abbiamo visti su Rai News, abbiamo visto la polizia che li vedeva ciabattare ai lati delle strade e che non faceva assolutamente niente. Questo lo immagino io, forse per ordini superiori. Vedere però dei ragazzi, sentirli intervistati su Rai News dicendo io appena posso scappo da questo centro, ragazzi, bambini, minorenni, senza le loro famiglie che sono rimaste a casa in Africa, hanno fatto scappare soltanto loro. Sinceramente ci fa male, ci fa molto male, ci chiediamo dove siano tutte le associazioni più o meno caritatevoli che dovrebbero proteggere i minori. Una sorta di ricatto libico che non è piaciuto al portavoce del commissario europeo Malmström, secondo il quale la Commissione europea ha messo in campo tutti i mezzi a propria disposizione per sostenere l'Italia nella gestione dei flussi di migranti nel Mediterraneo. Il portavoce ha quindi ricordato la lettera recentemente inviata dalla Commissione europea per chiedere all'Italia quali ulteriori misure potessero essere messe in campo. Non abbiamo però ricevuto risposte precise su quali misure servirebbero. Così ha risposto la commissaria europea, un Alfano che probabilmente era troppo impegnato a pensare a Roma e ai disastri romani. Infine Malmström ha rincarato la dose. Se è vero che l'Italia, come altri Paesi membri, ha subito un aumento dei flussi migratori, altri Paesi ricevono molte più richieste d'asilo e noi immaginiamo naturalmente quanti migranti sbarcano in Austria, in altre zone del nord Europa, con o senza mare, rispetto a quelli che sbarcano quotidianamente qui nel nostro paese e ci abbattano allegramente tra un bar e l'altro a nostre spese. E infine, rimpallato la responsabilità, la Commissione europea ha detto infatti ha un piano d'azione, una task force sul campo, ora aspetta ai Paesi membri intervenire. Ma questa è una frase che sentiamo dire da anni. Una risposta che ha però provocato in giornata una nuova replica da parte di Alfano, che non è Maroni, non è capace, non ha il coraggio di fare respingimenti, però a un certo punto la figura da scemo non ce la vuole fare, anche perché il 25 maggio ci sono le europee e qualcuno, magari il nuovo centrodestra, si sogna ancora di votarlo, pochissimi per la realtà. Quindi Alfano ha definito tra il provocatorio e il ridicolo le parole di Cecilia Malmström, parole pesanti, vogliono che spieghiamo che sull'operazione Mare Nostrum deve esserci la bandiera dell'Europa, che deve occuparsene Frontex, ha sottolineato arrabbiato il titolare del Viminale, e che siamo la frontiera dell'Unione Europea, visto che tutti coloro che chiedono asilo vogliono recarsi negli altri paesi dell'Europa. Ci facciano il piacere, così muore l'Europa nel cuore dei cittadini. E chiaramente queste frasi fanno proprio venire voglia di votare tutti quei partiti, compreso quello di Alfano, che sono filo europeisti, che vogliono che questa Europa vada avanti proprio così e non, come vuole la Lega, semplicemente rifondare questa Europa, ripensare questa Europa. Queste cose le abbiamo spiegate in tutte le sedi e in tutti i vertici. Vogliono che gli scriviamo una letterina? Tra poco un appuntamento con la Malmström e queste cose gliele dirò al telefono, e quando i profughi arriveranno in Italia li manderemo dove vogliono andare, cioè nel resto dell'Europa, perché non vogliono restare in Italia. In effetti, nella prima serata la telefonata c'è stata, Malmström ha avuto toni concilianti, ho appena avuto una conversazione telefonica costruttiva e aperta con il ministro Alfano, immagino cosa si siano detti. Il teatrino è stato però stigmatizzato dal deputato della Lega Molteni. Il paese è sotto l'attacco di un'invasione incontrollata, senza precedenti. Contiamo 17 morti solo nelle ultime ore,
30.000 clandestini a spasso per l'Italia, spese nostre, 30.000 signori, un'intera città, e intanto Alfano e il commissario europeo Malmström giocano allo scaricabarile rimpallandosi le responsabilità. Questo è il palese fallimento del governo, in particolare del ministro che, come chiediamo ormai da mesi sulla gestione dell'immigrazione, deve andarsene, ma anche la dimostrazione plastica dell'incapacità di un commissario, la Malmström, che non è stata eletta da nessuno, che non conosce il problema e aggiungo io che non conosce il territorio, che non sa che cosa succede e come sta andando l'Italia. Sta andando a picco, cara Malmström, non abbiamo più lavoro, non abbiamo più soldi, non abbiamo più case da dare neppure a un immigrato in più. E sarebbe bello poterli mandare anche nella tua Europa, cara Malmström. Sarebbe bello, che ce lo permettiate oppure no, questi arriveranno in Europa perché fuggono, scappano dai centri di identificazione, scappano dagli agriturismi dove continuiamo a omaggiarli di vitto e alloggio e buon pranzi e luculliane cene. Beh, arriveranno certo da voi questi ciabattanti clandestini, il problema è che voi ce li rimanderete indietro come prevedono effettivamente i trattati che ancora sono in vigore finché non potremo ridiscuterli, ma questo dipende, cari ascoltatori, anche da voi, da chi sceglierete di votare per il prossimo 25 di maggio. Se sceglierete un movimento, un partito filo-europeista come Beppe Grillo, che parla, ma alla fine l'Europa gli va bene così perché non ha detto che si alleerà con nessuno per sconfiggere gli euroburocrati, il voto di Beppe Grillo sarà un voto assolutamente inutile perché sterile. I grillini saranno lì in Europa a fare esattamente quello che stanno facendo in Italia, a guardare quello che succede, astenersi sul voto e permettere chiaramente a tanti ulteriori ciabattanti di fare la bella vita nel nostro paese. L'identica situazione che hanno provocato in Italia, favorendo la cancellazione del reato di immigrazione clandestina e attribuendo lo ius soli a tutti coloro, a tutti i bimbi che nascono in Friuli Venezia Giulia, diventano italiani, anche se figli di immigrati. Per cui attenzione a Beppe Grillo, attenzione al Partito Democratico, attenzione a tutti questi partiti, filo-europeisti che criticano ma non propongono assolutamente niente, e la prova è che molti di questi partiti si siederanno proprio a pochi centimetri dalla Merkel e dai suoi europarlamentari, quindi in poche parole saranno d'accordo con loro. Ancora al quotidiano La Padania, calciatori marocchini sleali ma premiati, la squadra di calcio forlivese Casablanca sarà insignita del dottorato in honoris causa per la pace contro il razzismo grazie alla Lega Europea Musulmana. Tutto ciò nonostante la lunga querela tra la squadra e il club Juventinità di Forlimpopoli, che era stato accusato di razzismo, sia finita in realtà con il riconoscimento di un illecito sportivo da parte della commissione WISP, che nel marzo scorso aveva condannato proprio il Casablanca per violazione del principio di lealtà. Insomma, la squadra amatoriale composta da marocchini aveva denunciato gli avversari per insulti e offese razziste al solo scopo di coprire un illecito sportivo, e ora invece i calciatori forlivesi saranno premiati ufficialmente, udite udite, per avere denunciato accuse razziste durante una partita, nonostante molti di loro insieme ai dirigenti siano stati squalificati per avere mentito sull'episodio. Ancora dal quotidiano La Padania, che parla anche quest'oggi del Camper Tour. Sì, c'è Matteo Salvini con tanti amici di Radio Padania in giro per il nord, avanti per il lavoro, e un duello annunciato, un duello Salvini-Chieng, ma chissà se si disputerà davvero, perché più volte la Chieng si è sottratta ai duelli politici con la Lega. Un duello che dovrebbe avvenire domani sera sulla 7, il duello a lungo cercato da Salvini e sempre rifiutato dalla Chieng, finalmente avrà luogo, avverrà domani sera alle 21:10 nella trasmissione Anno 1 condotta sulla 7 da Giulia Innocenzi. La Chieng non è più ministro, ma i temi di cui discutere non mancano certo, anche perché la Chieng è candidata alle elezioni europee, quindi voi ben pensanti che non avete
immigrati clandestini che ciondolano sotto casa perché abitate in belle zone di Milano o di altre città italiane, voi potete votare Partito Democratico, scegliere Kyenge, scritto con la Y, mi raccomando, non sbagliate mica che poi venga annullata la scheda. Il camper tour di Salvini prosegue oggi alle 10:30, siamo in provincia di Venezia, poi Fossalta di Piave alle 11:15, Spinea, Affi, Verona, questo pomeriggio alle 17:30, e poi ancora la provincia di Verona, Legnago, con il convegno Basta Euro in piazza San Martino e la visita a un ospedale e a una donazione per l'ospedale. Salvini a Trieste, come sono invidioso, anch'io ci vorrei andare a Trieste, da tanti anni che non passo da quelle parti. Lo ius soli, un suicidio. Gli immigrati piombano sulla campagna elettorale, non bastassero i naufragi nel canale di Sicilia e i continui sbarchi sulle nostre coste, complice la Marina Militare impegnata nell'operazione Mare Nostrum, ci si è messo anche il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha votato una mozione per impegnare la Giunta a fare pressione a Roma per estendere la cittadinanza italiana a chi è nato nella penisola. Proprio a Trieste ha fatto tappa il tour elettorale in camper di Matteo Salvini, che alla mozione ha risposto come il professor Sartori dal Corriere della Sera: fesserie, un suicidio, difendiamo i confini, ha esortato il segretario federale Matteo Salvini. L'integrazione si fa con gli anni, con il rispetto, con la conoscenza reciproca, non per regalo. Non stiamo regalando biglietti del Luna Park. Spiace che il Consiglio regionale del Friuli, con tutte le aziende in difficoltà che ci sono, si preoccupi degli stranieri più che dei friulani. Sul ministro dell'Interno, che si è ripresa in maniera scomposta con l'Europa, Salvini commenta: Alfano scopre l'acqua calda, si dovrebbe dimettere, l'operazione Mare Nostrum la Lega chiede venga sospesa subito perché danneggia gli italiani, fa morire anche questi disperati in mezzo al Mediterraneo. La soluzione? Tornare a reinserire il reato di immigrazione clandestina. Io chiedo le firme di tantissimi triestini, friulani, giuliani che vadano nei loro comuni, perché se arriviamo a 500.000 firme torniamo un paese civile, reinseriamo il reato di immigrazione clandestina e spediamo in Africa i soldi che con Mare Nostrum stiamo sbattendo via. Da sempre la Lega, con associazioni vicine al nostro movimento come l'Umanitaria Padana, aiuta questa gente a casa loro, costruendo asili, scuole, pozzi d'acqua. I soldi li spediamo a casa loro, facciamo in modo che la loro economia possa riprendersi aiutandoli direttamente a casa loro, perché qui non è possibile aiutarli, non è più possibile, non ci stiamo fisicamente. E così Salvini, che in questi giorni è appunto in giro con un camper che potete tranquillamente fotografare e pubblicare su Facebook. A proposito di immigrazione, lasciamo per un attimo il quotidiano La Padania e ci spostiamo sul Corriere, perché se è vero che il Corriere la racconta in maniera assolutamente differente su Expo, avete sentito, La Repubblica è l'unico giornale che oggi tira dentro Maroni sulla vicenda Expo in un titolone, senza poi assolutamente raccontare niente su Maroni all'interno dell'articolone. Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni, titola oggi il quotidiano Repubblica, unico quotidiano a dire una cosa del genere. Pizzini ad Arcore e a Maroni, punto. Stop. Maroni nelle intercettazioni viene citato una volta dicendo che qualcuno millantava certamente di conoscere Maroni. Dicevo, il Corriere apre con argomenti più seri, con l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia: la sordità interessata sugli immigrati, l'aiuto europeo. Arrangiatevi. Ci sono solide ragioni, si badi, solide ragioni non vuol dire affatto buone ragioni, per cui l'Unione Europea, nonostante tutte le promesse, continua a fare orecchie da mercante alle ripetute sempre più pressanti richieste avanzate da vari paesi mediterranei, i suoi membri, e innanzitutto dall'Italia, perché di fronte all'imponenza del fenomeno dell'immigrazione sia finalmente adottata una politica comune fatta ad esempio di un aiuto in mare ad opera di navi di tutte le marine europee, di distribuzione concertata degli immigrati nell'intero territorio dell'Unione,
e soprattutto di effettiva condivisione delle spese sempre più ingenti richieste dal meccanismo dell'accoglienza. Niente da fare. La sollecitudine per i diritti dell'uomo, che risuona con toni così alti quando viene proclamata a Bruxelles o a Strasburgo sulle spiagge tra i flutti del Mediterraneo, diventa un sussurro impercettibile. Italia, Grecia, Spagna si arrangino. Se decine di migliaia di immigrati si accalcano sulle coste africane e asiatiche per entrare in quei paesi, non sono cose che riguardano l'Unione Europea. Ci sono solide ragioni, ripeto, per questo comportamento dell'Europa, le quali tra l'altro ci fanno capire che cos'è che nell'Unione non funziona. La verità è che mai come in queste settimane, nell'imminenza delle consultazioni elettorali, le classi politiche di governo del continente, specie della sua parte centro-settentrionale, stanno toccando con mano quanto siano diffusi nei loro elettorati i timori legati alla sempre più ampia presenza di immigrati. Dalla Danimarca alla Francia, ai Paesi Bassi, la propaganda spregiudicata di vecchie e nuove formazioni politiche di destra, ma non solo, più spesso capaci di mettere insieme temi di destra e di sinistra, sta conquistando ascolto e consensi soprattutto negli elettorati popolari e operai dei centri urbani. Eh sì, siamo noi popolo, noi operai, che poi abbiamo a che fare con questa gente che si sente superiore e vuole avere tanti diritti ma nessun dovere. Siamo noi che facciamo la coda alle poste con questi, siamo noi che andiamo a fare la spesa con questi che ciondolano fuori dai supermercati, siamo noi che siamo in coda al semaforo e vediamo tutto ciò che accade ai semafori di Milano con nani e ballerine che mendicano dalla mattina alla sera. Siamo noi, non abbiamo la scorta, non abbiamo l'autista, siamo noi che siamo a contatto con questa gente e che vediamo l'Europa lontana anni luce proprio da noi impiegati, noi operai, noi ambulanti che lavoriamo in un mercato dove ormai non si parla più l'italiano. Sono specialmente questi fatti, prosegue l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia quest'oggi sul Corriere, questi fatti che, oltre a soffrire il disagio economico e i tagli del welfare causati dalla crisi, oggi, di fronte al mutamento etnodemografico, sembrano avvertire sempre di più la questione lacerante della propria moderna identità socioculturale, che per essi è generalmente legata in misura decisiva alla dimensione locale e nazionale, a differenza delle elite borghesi, della cultura, del denaro, ormai progressivamente avviati a un superficiale cosmopolitismo anglofono. Ernesto Galli della Loggia parla difficile, non capiamo niente di quello che scrive, ma il concetto è che c'è una borghesia, ci sono dei ricchi e molti di questi sono di sinistra, di estrema sinistra o di centro-sinistra, che fanno una vita molto più agiata, che non hanno contatti con queste persone, che quindi dicono bisogna aiutarli, bisogna farli entrare. Certo, poi dicono anche i preti, la moschea la costruiamo a Milano, ne facciamo anche tante, ma non in Piazza Duomo. E beh, lì poi ci sono le case e gli uffici dei ricchi e c'è il Duomo di Milano, che fai? Ci fai una moschea in Piazza Duomo? No, la moschea la facciamo in periferia, dove viviamo noi operai, noi impiegati, noi persone che siamo a contatto quotidiano con questi ciabattanti, molti dei quali irregolari. Missione
Deurubati. È proprio questa la hit, eh sì, e ci sono radio che mandano soltanto hit, solo le canzoni più comprate, più ascoltate in tutta Italia, e questa invece la trasmettiamo solo noi, questa canzone, si intitola Deurubati, di apostrofo Eurubati, a cantarla è un giovane artista della zona di Lodi, San Giuliano Milanese, si chiama Mario Benetti, lo trovate su YouTube digitando di apostrofo Eurubati, non sempre la ricerca a buon fine. Se volete essere sicuri andate su Facebook, cercate Sammy Varin, la trovate sulla mia bacheca. Stiamo cercando di inserirla anche sugli store digitali, ma stranamente la cosa sta ritardando molto. Mi viene in mente il Borghezio Beat, che ci abbiamo messo anni a farla pubblicare, la SIAE ce la rimandava sempre indietro, c'era sempre qualcosa che non funzionava, poi finalmente siamo riusciti ed è inserita nell'ultima Padania Compilation, la Borghezio Beat. Bene, anche questa canzone di Mario Benetti è possibile richiederla a casa, abbiamo stampato poche decine di CD, quindi riservate a un pubblico veramente piccino picciò, dovete essere veloci se avete voglia di tenervi un ricordo di questa campagna elettorale forte, impetuosa, come speriamo di essere noi di Radio Padania nel nostro messaggio. Dovete chiamare questo numero, che poi è anche il numero della Pongo Edizioni e che è la stessa che ha stampato la Padania Compilation e il CD della Gabriella Monti con le vecchie canzoni da lei interpretate. Prendete nota questo numero 0331 833 019, lo ripeto 0331 833 019. La Pongo Edizioni vi spedisce a casa il CD, la Padania Compilation, se volete, la canzoncina del Mario Benetti e il CD della Gabriella Monti, pochi euro, e vi ricordate questa cosa, quei pochi euro che spendete vanno per Radio Padania, coperte le spese, date un piccolo aiuto a questa radio e non sapete quanto in questo momento ne abbiamo bisogno. A proposito del Mario Benetti e del Sammy Varin, ne approfitto di questa platea immensa che è quella della rassegna stampa, normalmente gestita da Giulio Cainarca, è in malattia ancora per qualche giorno, una piccola operazione al ginocchio, ma tornerà certo prestissimo e vi saluta chiaramente tutti. Approfitto della platea per rammentarvi che il Mario Benetti, così come tutti gli artisti che sentite su Radio Padania e che magari avete visto alla festa di Pontida, sono disponibili per le vostre feste della Lega, piccole sagre comunali, feste di città, di province, di regioni. Se volete contattarli, passate tranquillamente dal sottoscritto Sammy Varin. Mi chiamate su Facebook, mi scrivete una mail a sammy.varin@radiopadania.net, mi chiamate in tarda mattinata allo 0266 234 389, che è il numero della redazione. Ci piacerebbe far girare questi artisti territoriali che parlano, cantano, molti di questi anche in lingua e in dialetto, ci piacerebbe farli girare in tante feste della Lega, anche perché escono a costo pressoché zero. Certamente, se avete una penna, potete già scrivere i prossimi appuntamenti. Sammy Varin sarà alla festa della Lega Nord di Martinengo, in provincia di Bergamo, dal bravo Omar Bassani, il 31 di maggio, sabato 31 di maggio, saremo alla festa della Lega di Martinengo, in provincia di Bergamo, con la serata di Radio Padania, gli artisti di Radio Padania, si parlerà di musica territoriale in lingua lombarda con Marcus Dardi e Nadine, ma è stato invitato anche il Mario Benetti. Gli stessi artisti cercherò di portarveli anche il giorno successivo, domenica 1 giugno, questa volta saremo a Olgiate Comasco, in provincia di Como, ok? Poi tutte le maggiori informazioni certamente acquistando il quotidiano La Padania, dove cominciano già le primissime feste della Lega. Chiedo scusa per la lunga parentesi, ripeto, piccole cose, ma qui si parla di territorio, qui si parla del futuro nostro e dei nostri figli, e noi ci teniamo tantissimo. Facciamo l'esatto opposto di quello che fanno le altre radio, che vogliono farvi acquistare musica, prodotti che arrivano da lontano, da lontanissimo, perché sono più buoni, ma soprattutto costano di meno, e noi pensiamo che sia il caso di esaltare la nostra diversità, la nostra identità, i nostri prodotti, che siano prodotti gnam gnam mangerecci, che siano prodotti musicali o che siano anche prodotti della politica.
c'è una politica buona che lavora quotidianamente per difendere il territorio, e una politica invece che vive lontana, lontanissima dall'identità, dal territorio, dai problemi delle persone che vanno a fare la spesa. E perdonatemi se tiro di nuovo fuori la politica e penso alla prima pagina di oggi dell'Eco di Bergamo, con Beppe Grillo in primissima pagina. Ieri ha fatto il suo show a Bergamo, ma persino i blasonati, tendenziosi giornalisti dell'Eco di Bergamo si sono risvegliati dal torpore e si sono accorti che è stato divertentissimo lo show di Beppe Grillo. Peccato che non abbia mai parlato, non abbia mai citato una volta Bergamo, i problemi dei bergamaschi, di Bergamo Alta, di Bergamo Città, della provincia, della Bassa Bergamasca. E qui la proposta di Sammy Varin: signori, gli regaliamo una bella felpa alla Matteo Salvini con scritto Berghem, così almeno sappia dove va a tenere il comizio, signori, perché quello non sapeva con chi stava parlando. E questa è la grande verità di un movimento che vive su internet, che sta avendo un successo tra coloro che certo hanno odiato la politica, che ha fatto tanti errori, ma signori, c'è una politica che lavora onestamente e che è quotidianamente nei mercati, proprio come sta facendo Matteo Salvini, che anche oggi gira decine di mercati, non a parlare, non a fare i comizi, ma ad ascoltare i problemi della gente, a capire come si può cambiare questa Italia e questa Europa, sradicandola l'Europa, rifacendola, rifondandola da capo, e l'Italia rendendo indipendente le singole porzioni di Stato, dando responsabilità a ogni regione, l'esatto contrario di quello che vuole fare Matteo Renzi, che cancella le province, le prefetture. No, quelle lasciamole. Adesso, perché no, cancelliamo anche le regioni, facciamo decidere tutto quanto da Roma, centralizziamo a Roma, tanto lì sì che lavorano bene. L'esatto contrario di quello che fa Grillo, che fa i comizi senza sapere neppure dove si trova. Gliela regaliamo una bella felpa con scritto Berghem a Beppe Grillo. Chiusa pure questa parentesi, sono sul Corriere della Sera, ma prima qualche altra pagina di quotidiani oggi in edicola, perché il Fatto Quotidiano scrive: PD, panico, Grillo, democratici assediati su 3 fronti, la paura del voto sull'arresto di Genovese, che potrebbe nascondere imboscate interne, o del Movimento 5 Stelle per salvare il deputato, il timore che i sondaggi siano gonfiati e i 5 Stelle valgano di più, e i danni per l'inchiesta Expo, il veleno dei bersaniani, chissà se alle europee finisce pari. Così il Fatto Quotidiano, che vuoi dire, non è possibile. Oggi Marco Travaglio ha un editoriale che non parla di Berlusconi. No, non ci posso credere, perdonatemi, mi rifiuto di leggerlo, chiaramente per partito preso, però non parla di Berlusconi oggi, signori, l'editoriale di Travaglio. Si parla invece di coppe rosse e di vergogna tra le inchieste e le lotte sindacali. A pagina 11 del Fatto Quotidiano, nel Fatto Economico: scandali e profitto, l'indagine di Milano fotografa un mondo allo sbando, orfano della politica, ostaggio di padri padroni inamovibili, e ora nel mirino del CGIL. Sì, le coop rosse, con la Camusso all'attacco. Ci indigniamo di più quando si usano appalti alla qualunque e non si firmano i contratti, quando si disdettano gli accordi come una qualunque catena straniera della grande distribuzione. Noi ci aggiungiamo anche, ma siamo razzisti, perché le coop rosse hanno in mano gran parte dei centri di identificazione e di espulsioni, ed è un affair veramente potente. Altro che magistrati, scrive oggi il Fatto Quotidiano, l'attacco più duro alle coop cosiddette rosse è venuto dal capo della CGIL, Susanna Camusso, la settimana scorsa. Chiudendo il congresso di Rimini, il segretario generale del primo sindacato italiano ha riservato alle cooperative parole al vetriolo. Sappiamo bene che veniamo dalle stesse radici, ma proprio per questo ci indigniamo di più quando non si riesce a dare risposta al tema della falsa cooperazione, quando si usano appalti alla qualunque, non si firmano i contratti, quando si disdettano gli accordi con una qualunque catena straniera della grande distribuzione, come una qualunque catena straniera della grande distribuzione. Ci indigniamo non per la presenza di soci lavoratori, ma se sono tali solo per non applicare i contratti, che lo si faccia nella cooperazione industriale o in quella sociale non va bene.
difendenti della Camusso sono in parte strumentali, giusto per castigare un po' il ministro del lavoro Poletti, che ha appena lasciato la presidenza di Lega Coop per farsi interprete del verbo renziano sul mercato del lavoro. Ma non nuovi, già negli anni 90 il suo predecessore Cofferati, che adesso è candidato del PD alle elezioni europee, già parlava di cooperative che considerano il lavoro come occasione di profitto sulla pelle dei giovani. Insomma, è da almeno 20 anni che le Coop rosse hanno scoperto il mercatismo e sciolto ogni legame con i lavori laburisti e solidaristi. Rivendicano di essere aziende come le altre e si comportano di conseguenza, non solo calpestando quando serve i diritti dei loro dipendenti, che molto spesso non sono nemmeno soci, così che le cooperative che li assume, più che di lavoratori, si potrebbe definire di datori di lavoro, ma anche infischiandosene del codice penale nella stessa misura delle normali imprese private, sebbene pretendano di vedersi ancora riconosciuta una superiorità morale. Così il Fatto attacca quest'oggi le Coop rosse di vergogna tra inchieste e lotte sindacali. Ricordiamo che oggi né il Fatto Quotidiano né altro quotidiano ha un titolo similare a quello di Repubblica, che attacca Maroni. Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni. Questo titolone di Repubblica questa mattina. All'interno non c'è assolutamente nulla che riguarda Maroni, se non un SMS spedito a Maroni, e qualcuno che si vantava dicendo guarda che però Maroni sì deve avere risposto bene, eccetera. Un articolo che parla di tutto tranne che di Maroni, ma Repubblica mette a tutta pagina questa notizia che chiaramente, se non fosse fondata, è degna di bella querelona. Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni. Quei pizzini a Berlusconi e Maroni andavamo ad Arcore ogni lunedì. Così a pagina 2 e 3 su Repubblica, ripeto, non state lì a comprarla, perché se cercate poi le intercettazioni praticamente non si parla di Maroni. Ma torniamo sul Corriere. Il Corriere della Sera quest'oggi in prima pagina porta l'editoriale non nuovo, per la verità, di Ernesto Galli della Loggia, l'aiuto europeo. Arrangiatevi! Si parla della sordità interessata sugli immigrati e si parla di un'Europa che noi continuiamo a raccomandare. Se avete amici o parenti, se vi vedete a cena, le cresime, le comunioni, non è il caso di litigare per la politica, però a volte il comizietto ci sta. Io questo sabato sarò a una cresima di una mia carissima parente, a un certo punto della cena mi alzerò e farò il mio comizietto, tanto ne sono abituati, ricordando quei movimenti, quei partiti che sono con questa Europa, che vogliono continuare lo status quo, che si dicono euroscettici, certo, ma poi non si vogliono alleare per combattere e rifondare questa Europa. E mi riferisco a Beppe Grillo, chiaramente a Renzi, o al nuovo centrodestra di Alfano, o alla stessa Forza Italia di Berlusconi o figlia, che dir si voglia, che il governo Renzi lo sta sostenendo modello stampella. Guardatevi da questi partiti, lo so, sono urla al vento, perché è normale, l'antipolitica porta a votare Grillo perché si dice è nuovo e certamente meno invischiato degli altri. Peccato che il voto a Grillo sia assolutamente sterile, con tutto rispetto per tutti coloro che voteranno o hanno votato Grillo. Siamo ancora in democrazia, se ci permettono di andare a votare, perché non tutti ci permettono di andare a votare. Vedi Renzi e compagni, che stanno governando senza mai essere stati votati da nessuno che non sia l'entourage degli iscritti al Partito Democratico. Ben venga a votare, ma attenzione, se vogliamo davvero che questa Europa cambi, e uno di questi cambiamenti è certamente sul fronte dell'immigrazione. Non possiamo più sopportare di dare 40 euro al giorno per ogni immigrato clandestino e meno di 10 per il disabile. Non lo sopportiamo, non ci piace questa cosa. Noi vogliamo aiutare la vecchietta sotto casa che vive con la minima e che non va più neanche a protestare in comune, perché tanto sa che al comune non la possono aiutare, devono aiutare la famiglia di immigrati con almeno 3 figli. E quale famiglia di immigrati non ha almeno 3 figli? Che chiedono, certo, sollecitati da Caritas e altre associazioni caritatevoli, chiedono il sussidio. E i comuni dal 1° settembre, grazie alla Kyenge, il sussidio è all'Europa, chiaramente. La Kyenge non ha fatto altro che far approvare immediatamente la direttiva europea. I comuni sono obbligati
a dare il sussidio alla famiglia di immigrati che magari lavoricchiano in nero, spediscono tutti i loro soldi al loro paese, tanto non sono tassati come vorrebbe fare invece la Lega, ma non ci permettono di farlo perché è razzismo, e loro vivono con il sussidio del comune. Alla vecchietta niente, agli immigrati sì, ai disabili meno di 10 euro, agli immigrati clandestini e ciabattanti un pochino meno di 40, sì, ci stiamo, ma dentro c'è la ricarica del telefonino, le sigarette, tutte queste cose. Noi nel nostro razzismo, in senso buono, pensiamo che queste siano ingiustizie, ma solo noi pensiamo questa cosa, non certo il movimento di Beppe Grillo che per gli immigrati, anzi, andate sul blog, li trattano benissimo. E certo, hanno cancellato il reato di immigrazione clandestina, stanno facendo lo ius soli in Friuli Venezia Giulia, lo vogliono far applicare in tutta Italia, perché è giusto che si sappia, insomma, che l'immigrato che arriva con una famigliola qui in Italia, se farà, non usiamo il termine scodellare, perché poi c'è la ben pensante che mi telefona, Sammy Varin, guarda come tratti male i bambini, allora i tuoi figli sono dei vermi, mi hanno detto l'altro giorno, perché uso il termine scodellare, certo, me ne scuso. Allora l'immigrato viene a partorire il proprio figlio qua in Italia e diventa subito italiano, senza avere vissuto neanche un giorno in Italia. Noi non siamo d'accordo con questa cosa, pensiamo che ci sia un percorso che si debba fare per avere la cittadinanza italiana, e molti di voi immigrati che mi state ascoltando, che potreste avere la cittadinanza italiana, non vi interessa avere la cittadinanza italiana, non ve ne frega assolutamente niente, quindi è una scelta che uno può fare quando arriva a 18 anni. Ritorno sul Corriere della Sera e dicevamo quindi questa Europa effettivamente che è lontana, lontanissima da noi, dalla Danimarca alla Francia e Paesi Bassi, la propaganda spregiudicata di vecchie e nuove formazioni politiche di destra ma non solo, più spesso capaci di mettere insieme temi di destra e di sinistra, sta conquistando ascolto, consensi soprattutto negli elettorati popolari e negli operai dei centri urbani. Sono specialmente questi che, oltre a soffrire il disagio economico e i tagli del welfare causati dalla crisi, oggi di fronte al mutamento etnodemografico sembrano avvertire sempre di più la questione lacerante della propria moderna identità culturale. In queste condizioni potete immaginare che voglia abbiano i governi europei di preoccuparsi di aiutare l'Italia e gli altri paesi mediterranei, facendosi carico di un problema che già li mette così in difficoltà a casa loro, e che voglia abbiano quelle opinioni pubbliche realmente, non a chiacchiere, di occuparsi dei barconi che colano a picco tra la Libia e Lampedusa. Tutto ciò accade, come dicevo, a causa di un limite paralizzante di cui soffre la costruzione europea, e cioè che in 60 anni non è nato nulla che assomigli in qualche modo a uno spazio politico europeo comune. Ma soprattutto, ripetiamo, è nata un'Europa dei burocrati, delle banche e non certo dei popoli, un'Europa che se ne frega assolutamente se la tua ditta chiude, ma devi rispettare Maastricht. Questa è l'Europa di oggi e questa è l'Europa che vogliamo assolutamente superare, rifondandola. Certo, facendo l'euroscetticismo non si arriva da nessuna parte. Qui bisogna essere eurocritici, ma critiche costruttive, signori, ok? Ernesto Galli della Loggia prosegue sul Corriere. Cosicché le vite politiche dei paesi dell'Unione procedono ognuna per conto proprio, ogni partito e ogni governo europeo se la deve vedere unicamente con i propri elettori, e questi hanno problemi che a tutti gli altri non importano nella sostanza un bel nulla. Quello spazio politico comune manca perché la sua esistenza avrebbe significato un'evidente cessione di sovranità. Ebbene, è vero che finora di cessioni del genere ce ne sono state già molte, anzi moltissime, ma esse sono sempre avvenute per così dire clandestinamente, tranne quella a proposito dell'euro, dove era impossibile, cioè senza che di tali cessioni ci fosse da parte dei cittadini europei alcuna percezione preliminare, spesso neppure successiva, dal momento che esse erano adottate al riparo da occhi indiscreti, da una ristretta elite politica, per lo più abituata ad amministrare in modo padronale sia l'europeismo che l'Unione, e anche per questo pronta, sia detto tra parentesi, a identificarsi conformisticamente con entrambi.
Assai diverso è il caso che invece si presenta sempre più di frequente oggi. Dopo l'euro, infatti, la clandestinità delle decisioni è estremamente più difficile, così come è molto più difficile nascondere la cessione di sovranità che esse quasi sempre implicano, e d'altra parte, a reali e consapevoli cessioni di sovranità nessun paese è in cuor suo veramente disposto, mentre nessuna classe di governo dal suo canto è realmente disposta a farsene paladina a viso aperto. La costruzione europea si trova, insomma, in una situazione virtuale di stallo. Nessun leader o partito osa proporre alcunché di concreto per uscirne e la campagna elettorale affoga così in un mare di pavidità e di chiacchiere. Gli immigrati, invece, loro continuano assai meno metaforicamente ad affogare nel mare vero. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè
Deurubati. Deurubati, l'inno Il tormentone di Mario Benetti che solo Radio Padania trasmette, perché condensa la filosofia e la politica della Lega degli ultimi mesi in vista della battaglia elettorale del 25 di maggio, quando si vota per le elezioni europee, ma non soltanto, anche per molti comuni e importanti città. Tutte le mattine intorno alle 9 ci colleghiamo di solito con un candidato della Lega per le prossime elezioni europee. Questa mattina invece ho deciso di collegarmi con una persona forse ancora più importante di un candidato della Lega, una persona che ci ascolta da lontano, lontanissimo geograficamente, e però è vicinissimo alle posizioni della Lega e porta avanti una battaglia importantissima insieme a Matteo Salvini, insieme a tutti coloro che esigono un minimo di rispetto e di giustizia. Diamo il buongiorno a Rosario Martino. Ciao Rosario. Ciao, grazie per avermi ospitato, gentilissimo. Ci mancherebbe. Senti, Rosario Martino, esattamente da dove ci ascolti tu? Da Palermo. Da Palermo, signori. Rosario Martino conduce una battaglia quotidiana, soprattutto con i social network, Facebook, eccetera, ma non soltanto, anche sul territorio, per parlare di Lega, a fianco della Lega. E uno dice, ma cavolo, come mai a Palermo e sei così vicino alle idee della Lega? Che cosa ti ha colpito maggiormente? Che cosa fa la Lega di diverso rispetto agli altri movimenti, agli altri partiti, che ti ha colpito in modo così forte? Beh, innanzitutto dico, non avevo mai pensato Lega, perché uno magari istintivamente, leggendo il nome Lega Nord, pensa che la Lega sia un'ideologia prettamente aperta alle linee del nord, alle situazioni del nord, mentre poi in questi ultimi giorni giustamente mi sono sbagliato, perché ho sempre ammirato le idee della Lega, quindi quando sentivo anche Tosi oppure Salvini stesso in televisione, dico, mi piaceva, facevo molta attenzione a sentirli, però dico, purtroppo non è per me, dicevo. Fino a quando mi sono deciso un bel giorno di scrivere a Salvini, cosa che non era mai successa in altri partiti. I portoni, non le porte, non diciamo a Palermo, i portoni si sono immediatamente spalancati ed è stato subito amore tra appunto la mia categoria, che è quella dei disabili. Anch'io sono un disabile al 100%, diciamo con la legge 104 articolo 3, e immediatamente mi hanno dato parola, mi hanno dato ascolto. Certo, non è il momento in questo particolare, questo non è un particolare momento buono per approfondire. Certo, però certo. Diciamo che mi hanno ascoltato molto. Ecco, che mi ha colpito, Rosario, è che Matteo Salvini, a differenza di altri movimenti, di altri partiti, tu gli hai scritto una mail e quello ti ha risposto subito. Subito. Guarda, io ho scritto persino nel passato ai 24 deputati dei Grillini, dico, parliamo noi di un movimento dei cittadini, mi hanno letteralmente lasciato sbattere. Addirittura loro hanno, se non ricordo male, il nome del Goppo, potrei anche sbagliare il nome, comunque siamo lì più o meno, che è un disabile come noi. Dico, ma questo come ha potuto in un anno dimenticare quello che noi passiamo? Perché ne passiamo veramente. Come ha potuto dimenticare tutto questo? Non mi ha risposto. Ci vai nella pagina di Facebook, non c'è un post che parla di disabilità, cioè è vergognoso. Ecco, io considero una cosa, scusami se ti interrompo, perché è importante che lo dico. Io l'anno scorso, quando ancora non conoscevo questo meraviglioso mondo che è la Lega, che spalanca portoni, ma veramente, mi andai a incatenare sotto il palco di Grillo. Giustamente lui non era ancora un parlamentare, però si faceva il tour, quello tsunami. Mi andai a incatenare per chiedergli aiuto per i disabili. Lui poi mi parlò, disse che era interessante quello che dicevo io, tutte queste cose che avrebbe fatto, che avrebbe detto, di qua, di là. Si è preso il voto mio e dei miei tanti amici. In pratica tu devi considerare che solo in Sicilia, dove noi abbiamo 15 deputati grillini, che servivano tantissimo a Crocetta e che quindi in particolari momenti l'avrebbe dovuto ascoltare, non hanno fatto neppure una proposta di legge a favore delle disabilità. Dico una,
Ecco, proposta di legge, noi sappiamo, tu la fai, poi magari te la bocciano e non succede niente, però io sto vedendo almeno il tuo interesse. Completamente non rispondo, no. E qualcuno insulta, quando lo fa insulta pure. Ma senti, Manda a quel paese, la dico, non è... la cosa che più colpisce, ripeto, è come ci si dimentichi, ecco, in questi casi dei disabili, oppure li si li si considerano come un fastidio. Io faccio l'esempio quotidiano di quanto si dà, di quanto siamo continuiamo a pagare gli immigrati che arrivano clandestinamente nel nostro paese. Sono quasi 40 euro per ogni clandestino che siamo obbligati a pagare, mentre sono meno di 10 euro che paghiamo per ogni disabile. E queste sono ingiustizie totali che non possono esistere sulla faccia della terra in un paese che si dice civile come l'Italia. Ma queste sono le politiche che ci impone l'Europa, ricordiamolo. Questa Europa che non è per niente vicina ai cittadini e al territorio, e soprattutto a chi ha determinati problemi, determinate sfortune, ma non si arrende assolutamente, perché ricordiamolo, persone come te, Rosario, ma come moltissimi disabili che ascoltano Radio Padania, ma ci vengono a trovare qui nei nostri studi, sono combattive, sono potenti e ci bagnano il naso, come si dice qui a Milano, nel senso che sanno fare molte più cose di noi, nonostante abbiano certamente determinate sfortune fisiche. Per cui, prima di tutto, io in questo momento ci stanno ascoltando 300-400 mila persone. Io ricordo il tuo nome e cognome, Rosario Martino. Sono su Facebook. Ecco, allora come minimo nei prossimi minuti voglio che almeno un centinaio di persone, dovete bloccargli tutte le situazioni possibili, dovete chiedere l'amicizia a Rosario Martino, riempiteli la posta di complimenti, Rosario Martino su Facebook, perché certo la tua è anche una scelta non facile, perché abbracciare un movimento che si chiama Lega e poi c'è anche un Nord, certo può voler dire molte situazioni da spiegare, ma come la Lega Nord? Peccato che poi sul fronte europeo, dove effettivamente si può votare la Lega e quindi il simbolo del guerriero con lo spadone in tutta Italia, sul fronte europeo le battaglie che stiamo facendo sono comuni al nord, al centro e al sud. Stiamo veramente combattendo tutti quanti contro un'Europa che non ci vuole, che se ne fotte altamente di noi e che dà soltanto la priorità, abbiamo visto, agli immigrati, meglio ancora se clandestini, basta che ce li teniamo noi, e a tutto quello che arriva dall'estero, perché più compriamo dall'estero meglio va. E anche qua, Rosario, ricordiamo gli amici del Partito Democratico, con tutto il rispetto chiaramente per chi ci ascolta e voterà Partito Democratico, una volta tanto che il Partito Democratico ci permette di votare, signori, noi votiamo qualunque cosa, ma votiamo. Grazie PD che finalmente ci dai la possibilità di votare, cosa non accaduta fino adesso, visto che Renzi non lo ha scelto nessuno se non i pochi iscritti al Partito Democratico. Ricordiamo che dal punto di vista europeo il PD ha immediatamente votato la direttiva che impone qui in Italia di accogliere frutta e verdura che arriva dal Marocco e da tutte quelle zone. Praticamente le stiamo già trovando queste cose in tutti i mercati, da tutti i fruttivendoli. Non c'è più l'arancia siciliana, il prodotto dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia. No. Conviene di più comprare roba dal Marocco e certamente avrà un successo pazzesco, perché la gente è senza soldi e quindi compra le cose che arrivano da lontanissimo ma che costano meno. E questa è l'Europa, signori. E qui posso immaginare, voi in Sicilia siate felicissimi e ringraziate il Partito Democratico di questa scelta operata agli ordini della Merkel ancora una volta. Ma guarda, io ti voglio dire, addirittura qua in Sicilia non riusciamo a mangiare la roba nostrana, anche noi stessi che siamo sul territorio, non riusciamo a mangiarla. Io abito proprio nel pieno della Conca d'Oro, abbiamo studiato tutti in geografia cosa sia la Conca d'Oro. Ecco, io pur vivendo proprio in zona Conca d'Oro, abbiamo i limoni che vengono da Israele. Io l'altro giorno ho dovuto buttare il sugo dopo averlo fatto e dico non è che io sia ricco, perché il sugo che mi manda la Caritas, perché giustamente noi solo così possiamo mangiare,
e in pratica l'ho dovuto buttare perché c'era l'aglio che veniva dalla Spagna e faceva odore tipo di latta arrugginita, qualcosa del genere. Non riusciamo più a avere quei gusti mediterranei, belli, nostri. È una cosa impressionante. Però io volevo dirti, Denis, anche un'altra piccola cosa, perché tra l'altro chi mi ha preceduto, credo, tu hai detto delle cose giustissime, belle, però diciamo voi avete anche una dimensione di quello che è la correttezza delle istituzioni, o di parte delle istituzioni lì al nord. Io ad esempio quando sento parlare al nord ai Tosi, che parla del nord, del suo comune, dico rabbrividisco, perché noi queste cose qui in Sicilia addirittura ce le sogniamo, bene o male. Tosi è un sindaco serio che qualcosa cerca di farla per quello che può e poco più anche di quello che può. Qua io non ho un esempio, un sussidio dal comune di Bagheria da più di 3 anni, e non sono solo io, perché quasi tutti i comuni sono in deficit, e le prime persone da dimenticare chi sono? I disabili. È una cosa impressionante, non potete neppure immaginarlo. Anche la politica, io adesso la chiamo una parte di politica maleducata proprio in tutti i sensi, perché non parlano di noi. Se tu guardi in tutti i loro programmi, loro parlano di aumentare pensioni minime, daremo questo, ma nessuno che dice pensioni di disabilità o di invalidità, perché la nostra non è in fin dei conti una pensione, il nostro è un sussidio. Quindi se mi parli di pensione sociale minime, aumentiamole, non hai parlato del sussidio di disabilità, rimarranno sempre 290 euro. È una cosa impressionante, dico, ma com'è che questi non hanno un pizzico di cuore? Addirittura io mi curo al 50% di quello che mi dice l'ospedale, perché ho molte medicine che con un pretesto qualunque te le mettono, e sono salvavita, ma te le mettono come medicina da banco. E non solo questo, ma se mi viene il raffreddore o la tosse, ho diritto a curare la tosse, o mi devo fare venire la polmonite, lo sciroppo, che il minimo costerà sugli 8 euro, e lo devi pagare tutto per intero. Per noi è un lusso, è una Mercedes, è una Ferrari, è una macchina nuova, lo sciroppo, 290 euro. E dico, c'è di tutto. È solo impressionante come possa esistere gente di questa. Meno male che adesso abbiamo trovato voi. Dico, ancora non conoscete giustamente il tema a fondo, poi magari se ne parlerà dopo le europee, perché io non voglio che finisca qua questo discorso. Io non credo che il problema nostro debba finire solo con le europee, perché credo che debba invece continuare anche alle nazionali, perché noi abbiamo bisogno di voi. Ormai è nato questo idillio, cerchiamo di non abbandonarlo, e invece di approfondire, perché io ho tanto da dire sull'INPS, sulle cure, cioè sulle chiamate che ci fanno straordinarie, così improvvise e continue. Cioè, se uno è malato veramente, che non ha arti, che non ha, che cosa lo chiami a fare 3 volte in un anno? Questo è torturarci. Grazie. Rosario Martino, lo dovete cercare su Facebook, voglio che un fracco di gente lo vada a ricercare. Rosario Martino non è candidato della Lega come qualcuno potrebbe pensare, però è una persona che si è avvicinato proprio negli ultimi mesi alla Lega, perché i temi che la Lega sta proponendo sono anche i suoi di Rosario, che ci ascolta da Palermo. Rosario, un grande abbraccio, vedrai che restiamo in contatto. Grazie di cuore, vi seguirò sempre, forza Lega. Grazie, Rosario Martino da Palermo, e ricordiamo che anche a Palermo si può ascoltare Radio Padania Libera sia in FM sia naturalmente sul sito internet radiopadania.org e con il satellite. Io adesso apro le linee allo 0266 20 35 29. Chi vuole entrare in diretta e senza filtro lo può fare. Parlando di elezioni 2014, elezioni europee, ricordiamo che la Lega si presenta in tutta Italia e che Matteo Salvini è candidato in tutta Italia, quindi in Palermo, in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, in Puglia, in qualunque regione d'Italia potete scrivere Salvini sulla scheda, ma ci sono altre 2 preferenze da poter esprimere. In tutto sono 3 le preferenze che si possono esprimere per le elezioni europee il 25 di maggio, solo domenica 25 maggio si vota per le europee. 3 preferenze, e se guarderete fuori dai seggi, ma potete sbirciare anche sul sito leganord.org per saperne di più, scoprirete che la Lega ha candidati in ogni regione d'Italia, persone che vivono e conoscono il territorio e che parlano il vostro
nostro stesso dialetto, quindi non persone paracadutate come succede negli altri partiti, che arriva gente che non sa neanche dove è candidata. No, noi scegliamo persone che conoscano la problematica della propria terra. 0266203529, Sì. Pronto? Pronto? Buongiorno. Senti, buona Padania. Ciao. Allora, a Bergamo Grillo, certo che ha parlato di Bergamo. E come e quanto ha parlato male di Calderoli. Ciao. Ciao, la nostra ascoltatrice si riferisce all'Eco di Bergamo, che oggi mette in prima pagina lo show di Beppe Grillo, che ha parlato di tutto ma non sapeva dove si trovava, non ha detto niente su Bergamo, non ha detto niente sui problemi del territorio bergamasco, e io propongo appunto una bella felpa con scritto Berghem, gliela regaliamo a Beppe Grillo, così almeno sa con chi sta parlando, perché sai, a furia di girare, probabilmente chi è abituato a stare su internet e non guarda negli occhi la gente perdi un po' la cognizione. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Ciao. Ciao Sammy, sono sempre il ciabattante padano. Ce ne sono tanti di ciabattanti, ormai siamo ridotti anche noi in questo modo. Comunque io sono il ciabattante padano non perché sono diverso dai ciabattanti. Allora, volevo fare un aiuto e fare un saluto al signor Rosario di Palermo, che si è avvicinato alla Lega, e vorrei che tutti lo accogliessimo come uno dei nostri. Certo caro, un grande abbraccio. Rosario Martino, lo ricordiamo, su Facebook, disabile, ascolta Radio Padania, si è avvicinato proprio perché Matteo Salvini è stato l'unico che gli ha risposto quando Rosario gli ha scritto una mail, e perché la Lega punta ad aiutare gli sfortunati, ad aiutare i nostri cittadini, chi ha delle disabilità, chi è senza lavoro, cerchiamo di aiutare prima loro e poi, se avanzano i soldi, aiuteremo anche gli altri, ma diamo la priorità a chi vive, paga le tasse da sempre nel nostro territorio. Camper di Matteo Salvini, che gira tutto il nord con Matteo Salvini, sta girando anche il direttore di Radio Padania, Alessandro Morelli. Buongiorno. Ciao Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, come sta andando? Siamo partiti dal Padovano verso il Veneziano, andiamo a Meolo adesso per un incontro pubblico di Matteo a un mercato, e Matteo ci raggiungerà proprio lì, perché lo ricordiamo, ieri Matteo si è staccato del Bus Eurotour in camper per andare a Roma e poi tornare questa mattina proprio nel Veneziano, quindi sinceramente non so come faccia, però probabilmente ne troveremo 2 o 3 alla fine della campagna elettorale di Matteo, perché è incredibile come riesce a muoversi di qua e di là senza mai fermarsi. Bello. Senti, stavamo commentando Beppe Grillo, con tutto il rispetto, lo dico sempre per gli amici che hanno votato e magari sceglieranno di votare Beppe Grillo, però se ne è accorto anche l'Eco di Bergamo, che sai è un giornale che a volte non si accorge di quello che succede nel proprio territorio. Il giorno dopo della Pontida della Lega non c'era neanche un trafiletto in prima pagina sull'Eco di Bergamo, però oggi l'Eco di Bergamo si è accorto che Beppe Grillo ieri ha tenuto il suo comizio, tantissima gente, grande successo, ridendo e scherzando, prendendo per il culo anche il nostro Calderoli, mi hanno detto, ma l'Eco di Bergamo si è accorto di un piccolo particolare, che Beppe Grillo non ha mai nominato la città di Bergamo, non ha mai nominato nessun problema dei cittadini di Bergamo Alta, della Bassa Bergamasca, che non sapeva dove si trovava Beppe Grillo. E infatti io ho proposto, regaliamoli una bella felpa alla Salvini con scritto Berghem, in modo che sappia almeno con chi sta parlando. Non ti pare, Alex? Mi pare assolutamente. Probabilmente l'Eco di Bergamo adesso mette in cattiva luce Beppe Grillo, perché non vuole che troppi voti vengano tolti a Gori, che è ricordiamolo, è l'esponente politico del Partito Democratico, che per mesi ha fatto la campagna elettorale interna per Matteo Renzi, marito di Cristina Parodi, la famosa giornalista del TG5, che è candidato per il PD a Bergamo. Quello peraltro che in questi giorni è stato scoperto ad aver probabilmente realizzato una veranda senza rispettare logicamente ogni norma
e dunque insomma in grossa difficoltà anche nella stessa Bergamo, malgrado il fatto, appunto, come sta dimostrando, come mi stai confermando tu con le tue parole, il fatto di essere sostenuto ampiamente da tutti i media locali, Eco di Bergamo compreso. Pazzesco, pazzesco. Ma qui c'è anche la differenza tra la Lega e un movimento come quello di Beppe Grillo, perdonami, perché Beppe Grillo fa il suo comizio e sono tutti lì ad ascoltare in silenzio. Il Matteo Salvini, il Matteo, quello giusto, quello bravo, quello della Lega, non fa i comizi su un palco e la gente è tutta lì ad ascoltare. Il Matteo va lui ad ascoltare la gente nei mercati, sentendo quelli che sono i problemi della gente, cercando di dare delle risposte. Questa secondo me è la grande differenza. Questa è la grande differenza, la differenza che peraltro caratterizza la Lega da sempre, questo lo dobbiamo dire perché semplicemente lo possiamo dire in questo caso da osservatori, da giornalisti e non da leghisti. Detto questo, Matteo sta ancora una volta riscuotendo grande successo perché anche qua è oggettivo, tutti quanti lo potete vedere dalle pagine di Facebook, dai social media, dal sito matteosalvini.com, dove trovate tutte le tappe del tour, del Basta Euro Touring Camper, e trovate tantissimi video, foto, eccetera, eccetera, che ne stiamo caricando, perché questo camper è sì un camper che serve per girare, ma è anche oramai è diventato dal punto di vista tecnologico avanzatissimo, sempre connesso con i social media, con la radio e con Telepadania, quindi col web. E questo è bellissimo. Senti, a proposito di camper, sai dirmi dove trovare, o se hai tu sotto mano i prossimi appuntamenti con il camper di Matteo Salvini? So che si gira ancora alla stragrande per arrivare comunque verso fine settimana anche in quelle di Varese, ma nelle prossime ore dove girerete? Come ti dicevo, nelle prossime ore staremo sempre in Veneto, quindi tutta la giornata dedicata al Veneto. Abbiamo Meolo proprio adesso nel veneziano, poi Fossalta di Piave, Spinea, Affi nel veronese, Verona stessa, Arcole e questa sera Legnago. Quindi insomma una giornata assolutamente impegnativa, che però sempre con il sorriso, questo lo dobbiamo ricordare, perché tanti ci suonano, ci salutano, quindi questo è assolutamente positivo. C'è un'aria positiva che secondo me è tutta intorno al camper, al tour, a Matteo Salvini, questo è logico, ma in generale alla Lega. Bello, e naturalmente l'invito di Sammy Varini di Radio Padania, se intercettate il camper di Matteo Salvini, oltre che a scattargli una bella foto e metterla su Facebook, che ci sono bei premi, è in palio bei premi tipo le lacrime della Fornero, insomma cose che uno non può perdersi, però il bello è incrociare Matteo Salvini, parlargli insieme 5 minuti. Questa è una delle cose, signori, che davvero capite subito se un politico vi guarda negli occhi e vi ascolta, o se invece dice no, scusami, ho fretta, eccetera. Alessandro, grazie davvero di questo contatto. Chiaramente ci riaggiorniamo nelle prossime ore qui su Radio Padania Libera. Grazie a te, Sammy, buon lavoro, buona giornata a tutti gli ascoltatori, a cui do l'appuntamento logicamente in una delle tappe del Basta Euro Touring Camper. Le potete trovare con orari, luoghi e tutto quanto sul sito matteosalvini.com. A più tardi. L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner giusto è Damiano Brambilla, professionista del settore arti grafiche, offre un servizio
E che figa hai scodellato tu? Dei vermi quale sei tu? Non capisco. Sì, che capisci. Esprimiti meglio. Che figa hai scodellato? Dei vermi come sei tu? Ma cosa c'entrano i miei figli, scusa? Così dei migranti che figa scodellano. Scusa, i miei figli che cosa c'entrano? Tu hai figli? Perché tu hai detto che i migranti hanno scodellano dei figli. Ma io pago le tasse da sempre e sono qui in questo paese da quando sono nato, Oh, ma guarda, sì. Che gentile che sei. Abbastanza. Senti, tu perché non ascolti Radio Popolare questa mattina? La vostra emittente è illegale, voi siete clandestini. Evviva i migranti, evviva! Il bene trionferà sul male. E i miei figli sono vermi. E i miei figli sono vermi. Cus Clan. Couscous è buono però, è piccante. Buongiorno. Buongiorno senza di voi, però. Un buongiorno e un bellissimo giorno senza vostre facce di merda. Beh, però devi andare su Radio Popolare a dire queste cose. Guarda che non arrivi a Chiesa, neanche un dito. Sì. Stupido. Con quella faccia di merda che hai, parli male di Chiesa, persone come lei vanno condannati. Ma lo faranno di sicuro appena ci saranno i giudici marocchini e sicuramente mi condanneranno. Appena ci sarà la polizia e i concorsi li ha proprio inseriti la Kyenge, appena ci saranno i concorsi con la polizia, con tutti gli immigrati senza nazionalità italiana, certo ci verranno a cercare, capito? Pagani di merda! Siete pagani di merda, non esiste la Padania un cazzo, esiste una nazione che si chiama Italia, e viva Chiesa, viva Alfano, viva Renzi, e andate a fanculo, pronti? Lascia che mi sieda in silenzio al tuo fianco e comanda le mie labbra un nome. Se gocce di rugiada ti cadono dagli occhi comanda le mie labbra un nome. Le stelle stanno lontano chissà dove. Le stelle vanno lontano chissà dove. Nella notte solitaria lungo il tuo cammino io ti cercherò. Tra le meccaniche del mondo, i templi di Bombay ti troverò. Se tu lo vuoi, ti dico dove tu sei. Se tu lo vuoi, ti rivelo il segreto del cammino, suono degli dei. Il lotto nasce nel sole, lo sai, ma poi a millenni scompare a noi quando va lassù. Quale finta? Vedi cosa ti perdi tu a non essere nel Padania sveglia alle 6 del mattino, ma sta gente non ha un cazzo da fare, ma io la mattina dormo. No, che sono svegli per rompere sai le balle perché? a Sammy. Sai perché ti fanno queste telefonate? Perché quando tu fai la rassegna stampa, ma tu facevi melodrammi in radio? Facevo, sì, molto melo, sì. Perché secondo me è per questo che chiamano, dicono, ma guarda questo qua come fa la rassegna stampa. Buongiorno, ben ritrovati, Alessandro Panza che viene a fare un po' di compagnia al Sammy. Ma grazie, mi sentivo davvero solo, con tutti sti giornali che mi guardano con faccia così arrabbiata e incazzata, soprattutto la Repubblica. Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni. Bello questo titolo, se non fosse che poi all'interno non si dice assolutamente niente su Maroni. Non c'è scritto un cazzo su Maroni, vabbè, poi sentiremo il diretto interessato e vedremo cosa da dire. Sa mai che ci scappa un'altra querelina in Repubblica? Abbiamo no? bisogno di soldi. Ti ricordi qualche mese fa sul Piemonte? Esatto. Cos'è che c'era scritto? Sì, qualcosa appunto che riguardava la Lega ruba, una roba del genere. Roba in cui la Lega non c'entrava assolutamente niente, ma assodate assolutamente. Speriamo che poi giudici... Speriamo che la Repubblica contribuisca in maniera sostanziale alla vita del movimento della Lega Nord con una bella
con un bel indennizzo. Anche perché è l'unico giornale che si è permesso di scrivere una cosa del genere, sì, quest'oggi. infatti, È unico, cioè gli altri smentiscono dicendo che effettivamente Maroni sta lavorando bene per la trasparenza e tutto quanto. Repubblica ma neanche sul Fatto Quotidiano c'è una roba del genere. No, non osano. E dai. Senti, cosa facciamo? Apriamo le linee o aspettiamo di collegarci direttamente con Roberto Maroni a questo punto? Perché penso che avrà qualcosa da dire. Sì, allora a questo punto teniamo un attimino in caldo gli ascoltatori. Aspetta che apro un po' di più il microfono, sennò poi si sente male. Prima di tutto salutiamo Giulio Cesare Ciubecca Carnelli dall'altra parte del vetro, con affetto come sempre. Molto affetto, ringraziandolo per il lavoro, nonostante tutto. E nonostante la camicia da gelataio che anche oggi ci propina, beati vero. voi che non lo potete vedere, però di secondo lavoro lui quando finisce va a fare col carrettino dei gelati. Anche perché non ci si campa altrimenti. Esatto. Però anche la tua di camicia devo dire che... questa è una tovaglietta che ho adattato a camicia proprio bisogna per risparmiare, l'occasione. Bisogna stare un po'. Beato tu che hai una moglie che ti può fare le camicie con le tovaglie. 0266203529, ma non subito, potete mandarci l'SMS al 346 64 27756. Ieri sera hai visto Ballarò? Come vuoi mettere che mi perdevo Ballarò una volta tanto con Matteo Salvini in studio, che si è preso anche degli applausi a scena aperta lì in studio, cosa non facile perché il pubblico di Ballarò è tutt'altro che amico. Divertente lo sketch con Crozza, con Maurizio Crozza, che sai che secondo me gli stiamo simpatici. Sì, c'è un trattamento particolare anche nella sua trasmissione del venerdì sera con la Lega, con la scusa che non riesce a imitare bene il Matteo Salvini, eccetera, poi secondo me l'ha preso proprio in simpatia perché non riesce ad imitarlo, no? Dirà, guarda, questo qua non riesco a farlo, allora tanto vale che me lo faccio amico. Adesso vediamo, tra qualche minuto avremo in collegamento dopo le 10, ok, perfetto, quindi allora possiamo aprire temporaneamente le linee. Oggi tante le notizie, a partire da Expo evidentemente, ma c'è anche tutta la querel che riguarda l'ex ministro delle finanze americano che ha scritto questo libro. Sì, questa cosa, tutti intorno, conti contro Berlusconi, chissà cosa hanno tramato, eccetera, cose importanti che poi sulle quali chiaramente quando andate a fare la spesa quest'oggi ne trarrete le conseguenze. Pronto? Buongiorno, sono Margherita e chiamo dalla provincia di Bergamo. Volevo dire, ma non siamo stanchi di sentire sempre queste facce di merda che al mattino non so se sono jingle o telefonate davvero, che buttano proprio cacca dappertutto, su tutti, su noi. Cioè, ma sì, anche i jingle che avete messo questa mattina di tutta questa gente immigrata, marocchina, che ci trattano male, vogliono bene più per i padroni. Ma boicottiamo tutti i loro prodotti che la comunità europea ci impone di comprare. Boicottiamo tutto. Solo così riusciremo a fare qualcosa contro questa gente. Grazie, magari si potesse, ma ci obbligano a comprare marocchino. L'arance del Marocco, no? Noi abbiamo la Sicilia che è uno dei primi produttori al mondo di arance, e invece che sono anche più buone, devo essere sincero, e invece compriamo quelle del Marocco. Marocco. Pronto? Pronto. Buongiorno. Sei Sammy? Siamo Sammy, siamo tutti Sammy, ma anche un po' Panza, sì. Hai una voce un po' diversa comunque. No, lui è il Panza, io sono il Sammy. Panza. Lui siamo in due. Con lui non se la prendono perché lui è più cattivo con me invece se la prendono perché io sono più buono, li lascio parlare. Siete favolosi, dai, siete molto bravi. Ma guarda, non c'è parole. Io a sentire la Margherita mi ha preso le parole di bocca proprio. È brava quella signora lì o ragazza, quello che è molto brava quando parla. Comunque non c'è bisogno di tanti discorsi, perché quelli bravi che sono qui a lavorare, che lo dici sempre, sono quelli rispettati da tutti. Ma quella gente lì che viene dentro a dire tutte quelle cose lì e questo e quell'altro e dirti anche delle parole, sono i lazzaroni che sono qui a farsi mantenere. Perciò non ti conviene, quando parlano così, mandali, scusami il termine, via il
culo. Ciao Sammy, ciao a tutti quanti. Grazie, un saluto. Beh, noi pensiamo che comunque sia giusto far Noi facciamo ascoltare parlare queste persone. tutti. Certo, ma soprattutto Siamo una radio libera, siamo democratici. Cerchiamo di far capire che questo è il mondo che incrociate quando reale. andate a fare la spesa e quando andate in posta, e questo è il mondo, è inutile che facciamo finta di niente, e questo è quello che loro pensano di noi. Questa è la cosa grave. Pronto? Sì, pronto, ascolta, la faccio breve. Invece secondo me la querela va fatta anche subito, perché comunque i lettori di quel giornale lì, no, e anche quelli che ci guardano ogni tanto, che magari non è proprio il loro giornale di riferimento, cioè non sanno poi alla fine dietro cosa c'è. Quindi può essere anche una campagna, diciamo, negativa pubblicitaria per noi. Io invece dico che la querela va fatta, e anche velocemente. Vi saluto. Grazie. 0266 203529. Pronto? Pronto, sono Beatrice da Como, Buona Padania. Buongiorno. Volevo chiedere un'informazione per le votazioni del 25 maggio. Dica. Se io scrivo 3 nomi che sono Salvini... Sono 3 Galli. nomi, sono 3 nomi. Pardon, scusi, 3 nomi di uomini. Non va bene. Ah, ecco. Bisogna scrivere 2 nomi, o due donne e un uomo, o Sì. 2 uomini e una donna. Però non è tanto pubblicizzata questa cosa. Lo stiamo dicendo più o meno tutti i giorni, comunque lo ribadiremo, poi soprattutto quando ci avvicineremo di più al voto, gli ultimi 2, 3, 4 giorni, faremo proprio anche degli speciali su Radio Padania sul come si vota. Comunque se comprate la Padania c'è già scritto tutto. Sì, no, io la prendo tutti i giorni, però anche questa, quando fanno la pubblicità sulla RAI, Non lo dicono, hai ragione. dicono il terzo nome deve essere diverso, non dicono di diverso genere, non di diverso sesso, di diverso genere. È un cosa po' vuol difficile, dire? è un po' difficile da spiegare, ma pensa che adesso abbiamo soltanto maschio e femmina, e probabilmente il prossimo giro bisognerà anche inserire altre quote, transgender, bisex, e lì è veramente un casino. Ma tu che fai la musica indipendente, l'hai già chiamata quella che ha vinto l'Eurofestival, quella con la barba, le tette? Che poi io la guardavo, dico, ma no, ma ci vedo male, è un fotomontaggio, perché sembrava un gran pezzo di donna, e poi dicevo, ma cazzo, ma la barba quella di Manno, la barba come te proprio. Però io non ho le tette, giuro. E mi vesto da uomo. Ho Senti, questo brutto difetto, mi vesto Senti, da uomo. tu visto che vieni qui in radio a condurre, ma sei spesso e volentieri al piano di sopra, una postilla questa cosa sulle elezioni che bisogna giustamente specificare. Se uno sbaglia e scrive 3 nomi di donne o 3 nomi di uomini, viene depennata l'ultima preferenza. Ecco, importante. Quindi non è che viene 3 righe, partite 1, 2, 3. Se sono 3 maschietti, l'ultimo maschietto non è che viene invalidato l'intero voto, ma solo la terza preferenza. Perché è quella che invalida il voto, è quella non ammessa, perché sono ammesse al voto, alla scelta delle preferenze, solo preferenze che rispettino la regola che 2 su 3 abbiano un genere diverso, quindi se non possono essere al 100% dello stesso genere, ma devono essere al 70 e rotti per cento bello. di genere. Comunque, avanti con le telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, se c'è il signor Varin volevo ringraziarlo. Quella sono io, signor Varin, mi piace quando mi chiamano signore, di solito dopo mi danno una mazzata di quelle potenti. No, perché dopo tutte le piacevolezze che si è dovuto assorbire questa mattina, io invece volevo ringraziarla, signor Varin, perché lei questa mattina nella rassegna stampa ha parlato di Friuli Venezia Giulia molto correttamente, e mi scusate se insisto su questo argomento, ha parlato di friulani, ha parlato di giuliani, dando finalmente un po' di verità. Perché il Friuli Venezia Giulia è formato da friulani ma anche da giuliani. Vi ricordo che i giuliani sono quelli che nascono nella provincia di Trieste, di Gorizia, e sono gli italiani dell'Istria, mentre friulani sono quelli che nascono in provincia di Pordenone e provincia di Udine. Quindi la regione è fatta da friulani e da giuliani. Ringrazio anche il Matteo Salvini che ieri a Trieste ha correttamente detto Friuli Venezia Giulia. Quindi grazie signor Varin, la ringrazio tanto anche perché so che lei è di origine giuliana, essendo papà suo di Fiume. Un abbraccio
E se viene a Trieste sarà mia ospite. Oh, grazie, molto volentieri. Mi manca moltissimo. Bellissimo, Trieste, una città meravigliosa. Innamorato di Trieste, io ho fatto il militare a Sgonico. Mio padre è nato a Fiume, sì, quando era italiana. Questa è la cosa lì, ha vissuto come profugo tutto quello che vivono i profughi, ma davvero, signori, ma davvero, non gli hotel a 3 stelle, gli agriturismi in Sardegna. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, volevo dire che Panza è simpatico quasi come Bolognini. Però è più brutto rispetto a Bolognini. Però quando fa grazie signora, arrivederci. Varin è impareggiabile. Sì. Ma telefono anche perché non voglio che mi offendiate Giulio Carnelli. Lo so, è il Parla regista male Carnelli. delle sue camicie. Vabbè signora, perché lei non vede le sue camicie, cioè, noi parliamo con cognizione di ma causa. è troppo carino Giulio Cesare, è troppo carino. Io non l'ho ancora visto, ma certamente è molto educato. Poi molto ha un fascino superlativo come persona. Poi è uno dei nostri registi storici, Radio Padania è nata con lui. Lo so bene, ma sono tutti, i registi sono tutti carini. Grazie. Veramente, ma Giulio Cesare con quel nome lì dove lo mettiamo, ragazzi? Esatto. Dove cavolo va bene, lo mettiamo? salutiamo la mamma di Giulio Cesare Carnelli che ha appena telefonato. Pronto? Pronto? Buongiorno. Salve, sono Walter da Cuneo. Benvenuto. Senta, mi è venuto un dubbio. Sì. Se io ho avuto 2 donne e dopo c'è anche un trans, come va a finire? Il genere è diverso. Il genere è diverso. È diverso, anche se c'ha il cosino, però comunque trans. Trans è lì. Che casino, che casino. Noi forse siamo un po' troppo indietro, siamo bacchettoni, però è giusto, uomo e donna. È giusto dare diritti a tutti quanti. Però è come vai a fare la schedina, c'è 1, X2. Vero, il pareggio deve esserci. Che bello, che bello. Fai una tripla e vedi cosa salta fuori. Va bene, c'è il doppio senso, ma vai avanti con le telefonate. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Maria da Casamaiocco. Comunque solidarietà per Sammy. Ci e le voglio fare una domanda. Senti, io penso che tu devi avere una bella pazienza più di Giobbe, perché se tu dovessi riempire la casa di insulti non ci staresti più. Ciao. Grazie. Diciamo che ci si rimane male un attimino, soprattutto mia moglie ci è rimasta male quando ti dico una cosa del genere. I bambini devono star fuori da queste cose, ma ho ricevuto molta solidarietà anche da molti immigrati più o meno clandestini che ci ascoltano, dicendo certo, posso contestare il Sammy Varin, le idee del Sammy Varin, ma i figli del Sammy Varin insomma non c'entrano proprio niente, anche se qualcuno un po' mi assomiglia e non è certamente una buona notizia. Ancora chiamate. Pronto? Sono Fabrizio da Varese, buongiorno a voi. Volevo dirvi, io non ho mai votato Lega, però per il primo anno vi voto perché ho trovato un Salvini super. Complimenti. Una pecca però, a Varese non c'è il gazebo. Tiriamo le orecchie al Marco Pinti. Difatti è una pecca che volevo subito le orecchie dirvi... al Marco Pinti. Comunque ci sarà nel fine settimana sicuramente. Proprio a Varese mi sembra fuori luogo. Assolutamente. Comunque, sì. Complimenti a voi. Scusa, grandi. cosa votavi prima? Se puoi dirlo. Silvio. Purtroppo. Va bene. Ho cambiato idea. Grazie. Sai che sono tantissimi. Io leggendo anche i commenti sulle pagine Facebook di Salvini, della Lega, eccetera, che dicono votavamo Berlusconi, ma è evidente che Berlusconi è bollito, perché se tu fai l'intervista parlando di cagnolini, del diritto degli animali e di Dudù, e poi uno dice sì, vabbè, ma a me quando vado a fare la spesa un po' si rimane male, mai balbettanti anche sull'Europa e non dice la cosa Merkel vuol sì, fare. la Merkel no, l'euro forse, ma vediamo, ci vuole chiarezza. Poi fa opposizione, ma poi vota ugualmente in commissione per il governo di Renzi. Senti, a proposito, posso dire una cosa sul tour di Salvini a proposito di Varese e province? Domenica 18 maggio, ore 15:30, Sesto Calende, Piazza Garibaldi. Ore 17:30, Varese, Piazza Podestà, proprio dove c'è la sezione della Lega. 20:30, Caronno Varesino, Via Macchi, festa della Lega Nord. Mi raccomandi. Quindi sarà domenica in giro per la Lombardia. Pronto? Buongiorno. Dunque, 76 anni, sì. Invalido da 40 per una malattia
neurodegenerativa. Nell'ultimo ricovero in ospedale per un po' di cure e valutazioni ho dovuto portarmi i farmaci perché sono farmaci speciali di prima categoria, sì. Bisogna pagarli e l'ospedale non me li ha passati. Dico questo per far capire a quei buoni diavoli che spendono i 9 milioni al mese per andare a recuperare quella gente lì che potrebbero benissimo lasciarli a casa loro. Chiarissimo, grazie. Ricordiamo... Complimenti per tutto. Grazie. Sono contento della Lega, voto Lega. Bravo, grazie. Ricordiamo che Maroni, no, quello che prende i pizzini dalla cupola, così, con la giunta Regione Lombardia hanno tolto 800, hanno, non prendo meriti che non ho, però hanno tolto 800.000 persone dai ticket, hanno alleggerito 800.000 persone dai ticket. Sì, e non ci si ferma qui naturalmente, certo, e la cosa va avanti e si vuole togliere sempre di più i lombardi, allontanarli dalle tasse romane, addirittura proponendo quello che si sta facendo in Veneto. Renzi ieri gli hanno fatto le pulci a Ballarò su sti 80 euro. Come cazzo li paghi? Vediamo dove se va, dove se taglia, dove se tira, dove se molla. Tecnici del Senato non capiscono niente, che dicono che non c'è copertura. Gli facevano vedere le interviste di tutti gli economisti, giornalisti economici che dicevano è un casino perché quest'anno forse riescono per il rotto della cuffia, magari facendo anche un po' di debito a farlo, l'anno prossimo campo a cavallo, perché poi c'è fiscal compact, tutte quelle menate lì da pagare, non ci sta dentro, che sono 10 miliardi, gli 80 euro sono 10 miliardi che ballano. Dribblato alla grande. C'era una domanda che gli diceva sostanzialmente, ma questi 80 euro come li pagate? Con i tagli alle regioni. Noi abbiamo detto alle regioni di mettersi d'accordo su cosa tagliare, se no tagliamo noi. Esatto. Ma che cazzo di ragionamento è? Ma hanno già tagliato di brutto alle regioni negli le scorsi regioni anni. continuano a tagliare, almeno a una parte delle regioni continuano a tagliare, perché poi ci sono altre regioni che continuano a spendere, indovinello. Espandere. Ci sono le povere regioni del sud al quale continuano a tagliare trasferimenti e che non riescono a fare il loro mestiere, mentre ci sono per fortuna le regioni del nord che spendono, espandono, sprecano e quindi riescono ad andare avanti. Quindi speriamo che taglino ancora le regioni del sud e invece mantengano gli sprechi delle regioni del nord. Andiamo in pubblicità e poi vediamo se riusciamo a fare il collegamento con Maroni, che così vediamo un po' questi pizzini come li riceviamo. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente
piccoli, perché prima me ne davano 4, adesso me ne danno solo 3. Con 8 euro? Con 8 euro. La Madonna, signora, dove va a comprare il pane? Compro quella Proteco in farmacia, perché io non posso mangiare altro. Ok, ho capito. No, ecco, perciò ho provato a farmelo e mi costa ancora di più, e non solo, a volte me lo mangio anche con la muffa per non buttarlo, perché dopo 2 giorni che io ho aperto questo pacchetto, che me lo tengo lì come oro colato, mi fa subito la muffa. Certo. Ecco, e perciò io sono malata, mi devo pagare tutto. L'anno scorso la Regione Liguria mi ha fatto perdere il rimborso di 200 euro, perché ogni volta che si va là puoi fare qui, puoi fare là, puoi fare su, puoi fare giù, e poi mi hanno fatto perdere il rimborso, mi hanno fatto perdere. Chiarissimo, grazie signora. Purtroppo questi sono i problemi di chi non sa amministrare, cosa che invece possiamo dire tranquillamente non succede in Regione Lombardia, e ne parliamo proprio con chi la Regione Lombardia la sta amministrando. Buongiorno governatore, ben trovato sulle frequenze di Radio Padania. Buongiorno a tutti. Allora, questi pizzini che Repubblica c'è cascata di nuovo, insomma, ha proprio soldi da buttare via. Sono veramente disgustato e molto incazzato con Repubblica per questo titolo infame, perché basta leggere l'articolo e basta leggere i verbali e si capisce che non c'è niente di vero. Questa è la cosa che mi disgusta. Ci fosse scritto nei verbali che io ho incontrato questi signori che mi hanno condizionato, che mi hanno mandato, il titolo ci sta, ma leggendo i verbali, leggendo l'articolo, risulta esattamente il contrario. È per questo che io ho detto già agli avvocati miei di presentare una querela contro Repubblica e gli chiederò milioni di euro di danni. Che cosa risulta dai verbali? Che io non ho mai incontrato nessuno di questi signori, se non uno di loro casualmente un giorno in ottobre entravo in un ristorante e lui usciva e ci siamo incontrati lì casualmente. L'ho salutato, fine delle trasmissioni. Tutto qua. Mai visti né incontrati né conosciuti, mai ricevuto pressioni, mai ricevuto telefonate, niente di niente. Questo risulta dai verbali. E allora fare un titolo così, come oggi ha fatto Repubblica, è una cosa disgustosa, che mi fa molto incazzare, e soprattutto è una falsità, è totalmente falso, e questo un giornale come Repubblica non può permetterselo, perché viola tutte le regole della deontologia professionale. Ci sono abituato, non è la prima volta, ma ogni volta mi incazzo. E giustamente, direi. Non ci sto, perché per me l'onestà e la mia reputazione sono la cosa a cui tengo di più, e perché in questo anno io ho fatto esattamente il contrario di quello che insinua il titolo, ripeto, il titolo di Repubblica, perché poi andate a leggere l'articolo, non risulta nulla. E quindi queste cose qui sono le cose che io non posso accettare, non voglio accettare, per la reputazione mia, della Regione, della Lega, e quindi molto tranquillamente e serenamente volevo dire questo, che ho già dato incarico agli avvocati di procedere legalmente, perché queste sono cose inaccettabili e insopportabili. Detto questo, ho annunciato ieri che, viste le cose che escono proprio dei verbali che abbiamo letto bene, e per evitare di eliminare ogni ombra, ogni opacità, ogni tentazione anche di finire nelle mani di questi lestofanti, di questi delinquenti, ho deciso che venerdì in giunta porterò la riforma del sistema sanitario, degli appalti in sanità, proprio per eliminare il rischio che possa succedere quello che nei verbali c'è scritto. Una riforma del sistema degli appalti che garantisce al 200%, non al 100%, la regolarità degli appalti. Queste sono le cose che io faccio, questo è l'impegno che io mantengo quotidianamente, e proprio per questo, e perché è faticoso farlo, sono doppiamente incazzato con Repubblica, perché quello che ha scritto oggi è un'infamia assolutamente, è una falsità infamante, così ho scritto in un tweet,
che non posso, non voglio accettare, e volevo dirlo con grande chiarezza agli ascoltatori di Radio Padania, perché è ora di ribellarsi a queste cose, e io lo faccio nei modi previsti dalla legge, con una querela. Non mi aspetto che Repubblica corregga il tiro, perché siamo in campagna elettorale, però sono cose che mi riempiono di amarezza e soprattutto mi fanno incazzare. Ecco, governatore, non le sembra che ci sia in realtà un depistaggio da parte di Repubblica, che cita proprio per dovere di cronaca nei trafiletti il ruolo e la presenza, la figura di Primo Greganti, tesserato del PD, sostenitore della campagna di Chiamparino in Regione Piemonte, noto alle cronache da oltre 20 anni per quello che già fece durante la prima Tangentopoli, e che è ancora lì ed è ancora parte integrante del sistema del Partito Democratico, di cui Repubblica è un'espressione giornalistica fondamentale, che durante questa appunto campagna elettorale sembra proprio che ci sia questa impressione, no? Di distogliere l'attenzione dal marcio che c'è in casa loro, puntando il dito verso chi nulla può di questa cosa. Non ha questa impressione? Non è un'impressione, è una certezza. Repubblica è un giornale di parte, è un giornale che mette in prima pagina falsità, che mette in prima pagina insinuazioni. Nessun giornale ha scritto le cose che scrive Repubblica, perché non ci sono, non esistono, sono pure invenzioni per quanto mi riguarda, e quindi se è così nei miei confronti immagino che l'operazione sia quella, che non è un'operazione di giornalismo o di cronaca giornalistica, è un'operazione politica, è un giornale di parte, più fazioso dell'Unità, Repubblica ormai. Io ripeto, sono veramente amareggiato di queste cose, ma non posso fare altro che denunciare questa operazione che si basa appunto su un titolo che non c'entra niente con quello che c'è scritto nel pezzo, che c'è scritto nei verbali, e procedere legalmente. Non c'è altro da fare, non abbiamo altri mezzi se non appunto denunciare queste mistificazioni che vengono fatte, che mi dispiace perché si parla tanto male della politica italiana, però anche certi giornali non sono da meno, anzi. Assolutamente, anche perché se un giornale molto attento alla giudiziaria, come può essere il Fatto Quotidiano, non riporta nulla di tutto questo, vuol dire che è un'ennesima conferma di quanto siano in malafede i giornalisti di Repubblica. Dico di più, le cose riportate da Repubblica oggi sono note da giorni. Questi verbali in cui si dice appunto che io non ho mai incontrato nessuno, non ho mai ricevuto pressioni, se non questo incontro casuale, e lo stesso verbale, gli stessi atti giudiziari dicono che è stato un incontro del tutto casuale, erano presenti i carabinieri, gli investigatori, e hanno accertato che casualmente ho incontrato. Tutto qua. In un anno l'unico incontro che io ho avuto con la, tra virgolette, cupola è stato questo incontro casuale mentre io entravo e questo personaggio usciva da un ristorante. Queste cose sono scritte nei verbali e sono note da giorni. Non è uno scoop di Repubblica. Che cosa vuol dire? Se nessun giornale l'ha scritto è perché giustamente hanno pensato che non ci fosse, come non c'è stato e non c'è, nessun rapporto, nessun pizzino, niente di niente. Questa di Repubblica è una pura falsità, è una vera falsità, è una brutta falsità che fa Repubblica perché è Repubblica, appunto. Non c'entra niente la verità, non c'entra niente i verbali, non c'entra niente l'inchiesta. Questa è l'amara verità che riguarda un giornale molto importante e diffuso, che veramente mi amareggia particolarmente, perché io ci tengo in modo davvero particolare a queste cose. Sto molto attento e ho sempre evitato. E la mia esperienza di ministro dell'Interno nella lotta alla criminalità, ogni forma di criminalità, mi ha dato gli strumenti, okay, per capire che cosa
bisogna fare, che cosa bisogna evitare. Io ho sempre evitato tutto questo e infatti non risulta nulla, e questa forzatura, questa falsità di Repubblica mi fa particolarmente incazzare. Ma detto questo, per me la questione è chiusa, nel senso che ho dato mandato ai miei avvocati di procedere legalmente, fine delle trasmissioni per quanto mi riguarda. Mi occupo di cose serie, mi occupo, come ho detto, della riforma del sistema degli appalti, e poi venerdì in giunta sulla sanità ci sarà anche una sorpresa, una gradita sorpresa per i cittadini lombardi. Non voglio anticipare nulla, ma venerdì, oltre a questa cosa sulla sanità, la riforma del sistema degli appalti, ci sarà anche una delibera che illustrerò venerdì, che sarà, ripeto, una gradita sorpresa per i cittadini della Lombardia. Ecco, su altri giornali invece emerge il fatto che da parte sua e da parte della Regione ci sia la voglia di accelerare per quanto riguarda il conferimento dei poteri a Cantone, il giudice anticorruzione che verrà su Expo appunto a vigilare per quanto riguarda appunto tutta l'appaltistica, eccetera, vero? Sì, io ho detto benissimo, Cantone è un magistrato che stimo, va benissimo, deve occuparsi del contrasto alla corruzione, ok, ma come fare? I poteri che ha oggi non sono sufficienti, non sono così penetranti da consentirgli di fare ciò che fa la magistratura, che è riuscita a scoprire, ma solo grazie agli strumenti che ha la magistratura, non abbiamo noi. Allora ho suggerito al Presidente del Consiglio Renzi di dare al magistrato Cantone i poteri che ha il Ministro dell'Interno e anche il Presidente del Consiglio, gli articoli 118 e 118 bis del Codice di Procedura Penale, cioè la possibilità di accedere agli atti della magistratura riservati, cosa che può fare, ripeto, sia il Presidente del Consiglio sia il Ministro dell'Interno, limitatamente alle opere di Expo, in modo tale che se ci sono notizie di reato, se ci sono indagini nella fase preliminare, lui possa verificare e possa quindi prevenire fatti di reato. Questa è la cosa che serve, secondo me, al magistrato Cantone, altrimenti il rischio è che non abbia i poteri per fare quello che è chiamato a fare. Il Presidente del Consiglio si è riservato di fare una valutazione, spero che accetti questo suggerimento, perché tutti ci teniamo a che le opere si facciano e si facciano mettendo fuori da ogni giro i faccendieri, le cupole, le cupolette, eccetera, eccetera. Questo è l'impegno che abbiamo tutti, che ha la Regione in primo luogo naturalmente, e se al dottor Cantone venissero dati questi poteri avremmo davvero la garanzia che questa gente qui non mette piede dentro le appalti Expo. Ecco, a proposito di giudici, governatore, faccio un'ultima domanda, poi le lascio a una giornata carica di impegni. Un commento su quello che sta accadendo nella Procura di Milano, Bruti Liberati che accusa Robledo di intralcio alle indagini su Expo. Cosa sta succedendo in Procura, governatore? Non lo so e non voglio commentare, prendo atto di queste cose, noi abbiamo rispetto ovviamente delle vicende interne della Procura e quindi non ho nessun commento da fare su questo punto. Benissimo, governatore, la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato anche per fare un po' di chiarezza su questo altro bellissimo titolo che la Repubblica ci ha dedicato, ricordiamo quello di qualche mese fa sulla regione Piemonte, dove anche lì si sono beccati la loro bella quereluccia per non farsi mancare proprio nulla, e aspettiamo quindi giovedì di avere notizie per quanto riguarda appunto la sanità, per capire cosa... Venerdì, chiedo scusa. Sì. Venerdì, per sapere quali saranno le novità in campo sanitario. Va bene, buona giornata a tutti. Grazie al governatore di Regione Lombardia Roberto Maroni, che appunto, come avete sentito, è intervenuto sul titolo di Repubblica di prima pagina, Expo, così la cupola portava i pizzini ad Arcore e a Maroni. Poi leggendo l'articolo si evince che non c'è nessun pizzino, e ancora una volta il governatore Maroni di sua sponte ha ribadito che non c'è stato nessun tipo di incontro, nessun tipo di contatto, se non
se non occasionale in un solo evento di uno di questi personaggi che nulla ha portato. La cosa grave invece rimane oltretutto quello che sta accadendo in Procura di Milano, diventa sempre più, sta prendendo una piega strana quello che sta avvenendo tra Bruti Liberati e Robledo, i due pubblici ministeri, i due giudici che stanno portando avanti queste inchieste. C'è un po' di accuse reciproche di intralcio, favoritismi, lungaggini, eccetera. Certo è che se la magistratura è quella che deve tutelare i diritti dei cittadini, se cominciano ad esserci delle ombre per quanto riguarda appunto la gestione della giustizia, c'è da preoccuparsi e non poco. Riapriamo le linee intanto allo 0266203529, andiamo avanti fino alle 10:30, poi faremo una piccola pausa. Pronto? È pronto, Luciana da Bergamo. Benvenuta. Volevo parlare con Maroni per dirgli questo, forse non fa. Visto considerato che ha questo avvocato che querelerà la Repubblica, non so se siete al corrente, però lunedì sera a Piazza Pulita, subdolo questo conduttore, non ha detto niente di male, perché nel cartellone dove appunto ha presentato i corruttori, i corrotti, tutto da Gridanti in avanti, sì. Dice che comunque questo impresario ha contattato Maroni e Tosi e poi ha fermato lì la frase, però ha presentato in questo cartellone qui nel centro il viso di Maroni e di Tosi. Una persona che avesse cambiato canale non ascoltando, che lui non ha detto niente di male perché ha solo riferito che l'imprenditore ha cercato contatto, però non ha detto che ci sia stato questo contatto. Però chi non avesse ascoltato questa frase si vedeva Maroni e Tosi, le loro visi al centro di questo cartellone fra tutti questi corruttori. Chiarissimo. E secondo me è subdolo questa cosa è sbagliata. Non farebbero il lavoro che fanno se fossero persone specchiate, trasparenti, libere e intellettualmente oneste e intellettualmente intelligenti, però vabbè, ne prendiamo atto. È uno sport che ormai ci ha anche un po' stufato di gettare fango su una Lega che tutti i sondaggi danno in crescita, che potrebbe ottenere un ottimo risultato alle elezioni europee, e prima che qualcosa di strano accada è meglio sempre tenere alta lo sputtanamento, anche se poi è falso e fasullo, come abbiamo appena dimostrato. Pronto? Ciao, Marco Trezzo. Ciao. Ma sì, è giusto quello che dici tu, no? Lo sappiamo che adesso sta in modo Repubblica, ma se ne frega tanto della querela, anche se dovesse pagare 10 milioni di euro, no? Allora gli interessa solo sputtanare la gente. Poi sta alla gente che vede, che sa le cose, ma scusa, ma Maroni è attaccato. Ma solo perché uno con quello che ha fatto, l'ultima persona d'Italia sa che Maroni non può essere attaccato, ma al di là di questo. Ascolta, io però dicevo una cosa, visto che ieri c'era una trasmissione anche su Radio Padania di tutte le conquiste che fanno e di tutte le cose che, ad esempio, il PD, alcuni partiti che sono al governo, hanno dei musulmani che gli aprono le moschee, i minareti, tutte quelle balle lì, no? Ecco, io vorrei ricordare a questa gente che per i musulmani ci sono due animali che sono, diciamo, tipo il maiale, no? E il cane. Allora, voglio dire, saremo poi noi disposti, quando dovremo dare tutte queste possibilità ai musulmani, anche di rinunciare ai nostri cani? Attenzione animalisti comunisti, perché qua succede questo: gli animali impuri per i musulmani sono i maiali e i cani. Grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, sono Liliana dalla Val Ceresio. Benvenuta. A proposito di questa denuncia che giustamente farà Maroni, no? Sì. Io, per farlo sapere a tutti, farei un bel titolo in prima pagina sulla Padania, dicendo questa cosa, no? Fatta denuncia Repubblica per un vergognoso titolo, eccetera, eccetera. No, perché bisogna usare gli stessi metodi che usano loro. Un'altra volta, se ci comportiamo così, se reagiamo,
un'altra volta ci pensano un po' di Grazie. Ma, aveva anche un po' ragione l'ascoltatore di prima, non gli mancano i soldi a Repubblica, le querele se le possono anche permettere purché milionarie. Gli interessa poco, però noi andiamo avanti, siamo convinti di essere nel giusto, di avere ragione, di aver subito un torto, e quindi pur con tutti i limiti, con tutti i difetti, la magistratura faccia il suo corso. Collegamento con il camper. Buongiorno direttore Morelli. Ciao Alessandro, allora, non potevo non chiamare dopo la telefonata di Maroni, aver sentito il governatore che giustamente si dice incazzato. Tu figurati come siamo incazzati noi sul camper, perché da militanti della Lega ci stiamo facendo un mazzo così, 400, 500, 600 km al giorno. Tanti militanti in queste giornate per la campagna elettorale sono a metterci la faccia al mercato, in Colle di Colanta, al gazebo, nelle piazze, e poi un titolo di Repubblica, questo giornalaccio che ancora cerca di sputtanare la Lega. Insomma, tanto per segnalarti quanto siamo incazzati pure noi. Adesso scendiamo dal camper, carichiamo Matteo Salvini, andiamo a volantinare ancora più decisi, ricordandoci però che a questo punto è evidente che De Benedetti sta facendo, e la sinistra stanno facendo una nuova operazione. Dopo aver fatto fuori il bersaglio grosso, cioè il Berlusca, a questo punto gli unici veri avversari siamo noi. Da un lato magari si dà bordone a Beppe Grillo, ai grillini, a quant'altro, per fargli prendere 4 voti in più e farli logicamente scemare invece dalla nostra parte. È vero, potreste fare un'azione simbolica, comprare una decina di copie di Repubblica e dargli fuoco così come azione simbolica, giusto per far vedere, o incartarci il pesce, andate a un mercato, comprate del pesce, lo incartate nella Repubblica per dimostrare a cosa serva questo giornalaccio, che non è la prima volta che si inventa un titolo ad effetto per poi scriverci il nulla, meritorio di querela, e le querele partono sistematicamente. L'auspicio è che questi soldi poi servano alla Lega per fare politica, e quindi da un certo punto di vista ringraziamo anche Scalfari e De Benedetti per sostenere la politica della Lega Nord con i loro quattrini grazie alle querele. Raccontateci però dove siete diretti e cosa state facendo in quel del campo. Siamo a Meolo, Venezia, nel veneziano, e siamo pronti a scendere dal camper per distribuire materiale elettorale della Lega Nord, portare avanti le nostre battaglie. Però guarda, veramente io avendo ascoltato, sentito anche giustamente Maroni, e mi auguro che Maroni, tutti i leader della Lega a questo punto con decisione si pongano proprio a difesa, ma a difesa nostra, di militanti, dei tanti che ci stanno mettendo la faccia sul territorio, perché ne abbiamo piene le palle. Questa è la realtà dei fatti, cosa che peraltro avevamo però annunciato, ti ricordi, qui da Radio Padania avevamo detto attenzione perché prima delle elezioni ancora tireranno fuori qualche cazzata. Ecco, immancabilmente, senza la sfera magica di Radio Padania, ce l'abbiamo fatta, abbiamo azzeccato ancora, e magari De Benedetti dovrebbe regalare anche a noi un premio, perché chissà com'è, ci azzecchiamo sempre. Sì, purtroppo, ma è un giochino che poi si rompe, perché poi alla fine la gente capisce, non tutti purtroppo, però la gente pian piano comincia a capire, e dicono: ma è possibile che questi 15 giorni prima delle elezioni tirano fuori qualche puttanata che poi finisce in niente, no? Pensiamo agli elicotteri, a Finmeccanica, gli yacht, eccetera, eccetera, eccetera. Scandali, la Lega peggio degli altri, ruba più di tutti, poi vai a vedere, non è vero un cazzo, anzi qualcuno dice: no, ma scusate, abbiamo sbagliato, 3 righe di trafiletto, così come succede per qualche amministratore locale, eccetera, eccetera, preso, sbattuto in prigione, poi no, vabbè, ma ci siamo sbagliati, non rompeteci più le palle. Questo è un po' il trend che usano nei nostri confronti, ma ormai insomma cominciamo a farci l'abitudine, siamo allenati, siamo forti, siamo spavaldi e andiamo avanti come nulla fosse, anche se il giramento di palle rimane e vanno a 1000 in questo caso. Però
l'obiettivo è fare un bel risultato, fare campagna elettorale. L'appello a tutti gli ascoltatori che si sono trovati davanti a un articolo infamante da parte di Repubblica è di non considerarlo, ma di andare avanti a fare campagna elettorale, portare avanti le idee della Lega, che sono quelle giuste, sono quelle valide, per cercare di riportare un po' di giustizia sociale in questo paese, con il lavoro, con la liberazione dall'euro e con la difesa dall'immigrazione clandestina. Quindi fottetevene di Repubblica, compratela per andare a incartarci il giornale, il pesce al mercato, e non fateci altro. Qualcosa da aggiungere, Alessandro? Nulla, che tra poco faremo un collegamento anche con Matteo Salvini, quindi stiamo tutti connessi, guardiamo avanti col sorriso e certo la forza delle nostre idee e la forza di Matteo Salvini, che come abbiamo già detto prima qui a Radio Padania va avanti e indietro per la Padania. Ieri sera era addirittura a Roma, adesso è tornato con l'aereo, è tornato in Padania e quindi lo stiamo andando a prendere e ricominciamo il nostro tour. MatteoSalvini.com per sapere tutti gli appuntamenti.